Allora, vi ringrazio di essere qui alla conferenza del 13 dell'Associazione Salus Bellatrix. Fra ufficiali e ufficiose ne abbiamo organizzate più di 200 e questa sera abbiamo il piacere di avere un gradito ritorno. È con noi Gianmarco Landi. Lascio a te l'onore della tua presentazione e prima di addentrarci nel vivo della conferenza ci farebbe piacere anche metterci in collegamento con il tuo collega Luca Lavella che ci darà un saluto. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qui, sono molto lusingato di essere stato invitato da Francesca e sono lusingato della vostra presenza. Io direi, la mia presentazione è presto fatta. Io sono uno che si interessava di finanza, per 10 anni mi sono interessato di finanza, faccio il manager finanziario di alcune società anglosassoni e in pratica mi sono accorto sempre più man mano negli anni che c'è una forte divaricazione tra ciò che le persone pensano sia il reale sia la realtà e quello che invece è la realtà. E diciamo, una postazione privilegiata quale quella delle banche, perché occupandomi di asset bancari ho imparato a vedere da un punto di vista concreto come si articola il potere e come si articolano anche quelle sostanze che alimentano la narrazione mediatica, alimentano la narrazione culturale con fondazioni e quant'altro. Ho capito che in pratica c'è un disegno preciso per creare una massa di 99,9% di persone assolutamente non consapevoli. Allora, mettiamo un attimo il preservativo. Hai anticipato, proviamo. Vediamo se va meglio. Va meglio così? Molto bene. Allora, in pratica insieme a un gruppo di amici abbiamo costituito un centro di studi, un centro di riflessione, un centro anche di propagazione di informazioni che si chiama Database Italia. Io ho avuto modo di fare il giornalista a tempo perso, ero praticamente arrivato a prendermi il patentino, però poi ho avuto dei problemi all'atto del rilascio perché scrivendo quello che mi passava per la testa, perché chiaramente io non dipendo dallo stipendio che mi veniva dato per una questione puramente formale, no? Pagandomi gli articoli. Questo ha creato un problema, perché se uno non è al soldo di qualcuno, di un editore, e l'editore è al soldo di una banca generalmente, più che al soldo è con il cappio al collo di una banca, in pratica il giornalismo non si dovrebbe fare nel nuovo mondo. Quindi il giornalismo, come ha detto Mark Twain, è la capacità di riconoscere la realtà e una volta riconosciuta di non dirla, di mistificarla, di manipolarla. Questo è il giornalismo. Quindi io non sono un giornalista, nel senso che avrei tutto per fare il giornalista, però non lo sono perché tanto vado in contrasto con quello che è il sistema. Io a questo punto però presenterei Database Italia e chiamerei Luca. Molti di voi probabilmente mi avranno visto insieme a Luca Sons of Liberty, che è una finestra che noi facciamo su YouTube, dove diamo delle notizie che i giornali non danno, non dicono. Quindi a questo punto, se è possibile, Francesca lo saluterei Luca. Sì, in attesa che Francesca arrivi, che ci porti Luca, io vorrei spiegarvi cosa ho intenzione di raccontarvi questa sera. Questa sera noi tutti abbiamo un tema caldo a cui abbiamo pensato, che è quello della guerra e quali conseguenze la guerra dell'Ucraina può avere a noi nei nostri giorni, nel nostro imminente futuro.
Lo farò con un taglio molto particolare, quasi un esperimento che sto facendo. Io sono un grande appassionato di storia e penso che senza la conoscenza della storia non si riesca a capire l'attualità, non si riesca a capire la politica. Siamo in collegamento. Ciao, ci senti? Modo. Sì. Vediamo se riesci a farti Luca, sentire. mi senti? Sì. Sì, allora, ho detto a tutta la sala che tu sei un imbecille patentato, ti ho infamato, te l'ho detto di ogni. No, a parte gli scherzi. Meno male. Sì. Adesso vediamo di riuscire No, a a parte, vedere ti faccio vedere la sala, si vede la sala qui, Vittorio Veneto, ti salutano, molti ti conoscono, molti mi hanno chiesto di te. Se vuoi fare un saluto, ti ascoltano. Complimenti a tutti, questo è lo spirito giusto che dobbiamo avere, dobbiamo organizzare sempre di più questi momenti di condivisione, di cultura, di interscambio tra di noi e cominciare insomma a ricostruire una società che è lacerata da una spaccatura che piano piano con tanta pazienza stiamo ricucendo un pochino, ma al di là di tutto è importante l'interazione che possiamo avere tra di noi. Quindi vi faccio i miei più sentiti complimenti anche da parte di tutta la redazione di Database Italia, complimenti a Francesca Salvatore, a Gianmarco che è veramente instancabile, gira tutta Italia per spiegare, per parlare, per far capire meglio insomma tutto quello che sta veramente accadendo, perché come sapete viviamo in tempi folli, no? Una guerra di informazioni. Prima siamo passati attraverso il fuoco e le fiamme della propaganda Covid, adesso siamo approdati verso in lidi diciamo bellici in cui ci sono il solito cattivo che fa l'invasione di un territorio sovrano nascondendo i veri scopi che si celano dietro questo intervento, e io credo che tutto il mondo un giorno, quando verrà rivelata e fatta vedere diciamo la verità che c'è dietro a questa operazione, il mondo credo che ringrazierà profondamente la Russia, nonostante il fatto che comunque ovviamente sono stati costretti ad agire a livello militare, ma in certe situazioni non è che si può andare per vie diplomatiche, quindi siamo all'alba insomma di un nuovo mondo, molte cose verranno rivelate nel prossimo futuro, ma prossimo futuro non parliamo di anni ma parliamo di mesi, quindi stiamo vivendo un tempo veramente incredibile, interessante e di certo non ci stiamo annoiando, quindi ben vengano queste riunioni e queste collaborazioni. Va bene, Luca ti saluto e... Francesca ti ricorda il prossimo Francesca ti ricorda che devi venire qua a Vittorio Veneto, quindi anche tu, quindi niente. Saluti a Sabina, a Arianna. Vi saluto e vi lascio la vostra puntata. Stanno facendo una puntata, abbiamo fatto uno speciale. Allora, la Crimea. Voglio iniziare dalla Crimea perché apparentemente è una penisola, quasi un isolotto perché è collegato con dei piccoli istmi alla terra. La Crimea, noi che siamo qui in Italia, apparentemente non ce ne frega assolutamente nulla di quello che succede in Crimea e nel Mar Nero, no? Questo siamo portati a pensare. In realtà, come vi spiegherò nel corso della relazione, la Crimea è storicamente molto importante e lo è stata anche per noi, soprattutto per noi. Il Lombardo-Veneto non sarebbe mai entrato nella fase costitutiva dell'unità d'Italia se Cavour non avesse partecipato alla guerra di Crimea, una guerra che si tenne nel
854 e si tenne giusto appunto perché la Russia con lo zar Nicola in quel periodo voleva prendere diciamo un pochino di piede, voleva prendere spazio approfittando del fatto che c'era l'impero ottomano che era in fase decadente, e in quel periodo tutte le potenze europee si unirono per bloccare questi propositi dello zar e per far perdere giusto appunto queste pretese, queste ambizioni russe. Anche adesso, anche in questi anni abbiamo avuto un fronte molto caldo in Crimea. Abbiamo avuto un fronte molto caldo in Crimea perché la Crimea era ufficialmente una repubblica dell'Ucraina, ma era una repubblica, quindi faceva parte in quota dell'Ucraina, a maggioranza russa, cioè con tante persone che avevano il passaporto russo. Oltre il 65% delle persone che erano in Crimea erano russe. E allora cerchiamo di capire perché è così importante il rapporto tra Ucraina e Russia. E cerchiamo di capire perché in questi territori, in questa zona, ci sono le basi di un'elite, dell'elite di governo della finanza e quindi di governo del mondo. Quanti di voi hanno sentito parlare mai della Khazaria? Vabbè, Khazaria o Khazaria ci sono, vabbè. Ludmilla, tu sei esentata, quando faccio domande tu stai zitta perché scusa. No, è ripetentele, no, è russa. Allora, cerchiamo di comprendere una cosa fondamentale, e cioè che la storia che ci ha portato a diventare quello che noi siamo dura ormai da millenni, da 3000 anni. 3000 anni fa in Ucraina c'erano delle popolazioni indoeuropee di ceppo iranico e ciò accadde con tutta una serie di tribù che si susseguirono negli anni, no? Ci furono, quando c'era l'impero romano, c'erano gli sciiti, c'erano gli scizi, che non sono quelli musulmani. Questi popoli hanno costruito delle civiltà, sono rimasti a noi delle tombe, però sono ricordi lontani, come noi magari abbiamo i ricordi lontani degli Etruschi, no? Questo è... però è accaduto durante l'impero romano che noi italiani abbiamo avuto molti rapporti con le popolazioni indoeuropee che sono in quelle zone. Avete mai sentito parlare dei Sarmati, ad esempio? I Sarmati sono una popolazione sempre di ceppo iranico e sempre indoeuropeo che fece delle grandi guerre con i romani. Erano persone alte, prestanti, no? I romani li chiamavano giusto appunto barbari ed è molto importante riconoscere che le prime relazioni che noi abbiamo avuto con questi popoli sono state proprio con i Sarmati. I romani li sconfissero più volte, ma poiché era della buona gente, della bella gente, molti furono portati nella pianura padana. All'epoca c'era una pianura padana che era tutta da urbanizzare, non c'era neanche la via Emilia quando intorno al 150-200 avanti Cristo. E quindi i Sarmati essenzialmente sono un'etnia a cui molti di noi apparteniamo. Molte persone del Reggio Emilia, Mantova o delle alcune zone del Padovano, Rovigo, sono di ceppo etnico sarmata. Cioè chiaramente 2000 anni fa sto parlando. Quindi quando voi vedete una persona che è alta, magari non c'è al sud una persone alte, o una persona che ha dei tratti un po' particolari, scandinavi, no? Queste persone sono tutte persone che ci arrivano a noi da questo periodo storico. Ma il periodo più importante che a noi interessa per capire i tempi in cui viviamo è il Medioevo. Chiaramente dall'Ucraina partirono i Goti, che poi contribuirono a distruggere l'impero romano intorno al 350 d.C. Sempre in quella zona i Goti furono scacciati dagli Unni, no? Vi ricordate Attila e gli Unni? Si arriva però al periodo
a noi più importante a livello concettuale, che è quello della Khazzaria, della Khazzaria, come volete chiamarla. Che cos'è la Khazzaria? La Khazzaria sono 300 secoli di storia che sono obnubilati, di cui si sa molto poco. L'elite di questo popolo, un popolo guerriero, ma non nomade, quasi stanziale, era un'elite che aveva grandi capacità di commerci. Si andò a insediare tra i due mondi, no? Tra l'Oriente e l'Occidente, si andò a insediare intorno al 650 d.C., quindi sto parlando dei secoli bui, dove questa elite prosperò, perché aveva delle conoscenze che gli venivano da una provenienza dal Medio Oriente. Loro conoscevano l'uso del denaro, la finanza, no? Certi meccanismi a livello chiaramente embrionale che noi utilizziamo e che il sistema bancario utilizza, erano conosciuti da questa elite. Ci sono molte suggestioni riguardo a questo popolo. Cosa accadde alla Khazzaria? La Khazzaria diventò il posto più importante nei secoli bui, più ricco, più prospero, fin quando però furono schiacciati dal monoteismo. Ci fu un periodo intorno all'850-900 in cui i popoli scelsero tutti la strada del monoteismo. Questi erano popoli pagani, i Khazari, non erano monoteisti, e quindi questi popoli, i Khazari, furono messi alle strette, cioè potevano diventare o ebrei, o cristiani, o musulmani, perché all'epoca c'erano i musulmani sotto, turchi, gli arabi in realtà c'erano gli arabi sotto. Carlo Magno, perché intorno all'800 d.C. c'era Carlo Magno, che era un impero ben organizzato, era uno che andava giù pari, Carlo Magno, e poi iniziarono a arrivare dalla Scandinavia, iniziarono ad arrivare degli ulteriori popoli, il cosiddetto Oleg il Rus, che guidò un popolo dalla Scandinavia intorno all'850 d.C., un popolo che andò a rompere le scatole a questi Khazari e mise sotto i Khazari, cioè li mise proprio pesantemente sotto, distrusse praticamente il loro potere, la base del loro potere. Tenete presente che questo periodo è molto importante perché Kiev nacque per i Khazari. Storicamente ci sono delle versioni contrastanti, però quella predominante è che Kiev sia nata dai Khazari, l'abbiano costruita i Khazari. Oleg il Russo cacciò, distrusse il loro potere e prese il sopravvento e creò la prima Russia, quella che è la piccola Russia. Dovete avere in mente ben chiaro che non esiste la Russia, esistono le Russie, perché l'Ucraina è la piccola Russia, è l'origine di tutte le Russie. Essenzialmente sono tre le Russie: l'Ucraina, la Bielorussia, che vuol dire Russia bianca, anche se nessuno ha mai capito perché, e poi la Russia, quella che fu costruita da Ivan il Terribile attorno a Mosca, no? Come arciduca di Moscovia. E quindi la cosa, diciamo, significativa a cui dovete diciamo, badare è che c'è già un precedente storico che porta i Khazari a odiare i russi, come se i russi avessero, diciamo, un compito, no? C'è Alexander Dugin, che è un filosofo che ha fatto addirittura una teoria su questo suo convincimento, cioè come se i russi avessero il compito di arginare l'elite khazara, quella che alcuni complottisti come me chiamano la mafia khazara. E questa cosa nasce giusto appunto in quel secolo lì, nella parte finale del Medioevo. A Oleg il Russo succedettero altri regnanti. Oleg fece un regno monarchico come quelli che c'erano in giro, no? Come quello di Carlo Magno, come quello che poi costituirono Edoardo nel Regno Unito, cioè nell'attuale Regno Unito, nell'Inghilterra. Dovete sapere che subito dopo Oleg il Russo ci fu un altro personaggio importante che si chiama Igor il Rus. Igor cosa fece di rilevante? Si mise a fare guerra all'impero bizantino.
una guerra che perse, non la vinse perché l'impero bizantino, che vuol dire il sacro romano impero d'Oriente, no? Perché l'impero romano fu diviso in due, intorno al poco prima del 500 quello di Roma, quello d'Occidente, crollò sotto le spinte dei Goti, degli Unni, eccetera. Quello d'Oriente invece continuò per molto tempo, fin quando non arrivarono i turchi. E allora perché è importante questa guerra che ci fu tra Igor il Russo e quindi tra la piccola Russia e l'impero bizantino? Perché successivamente un successivo re che succedette a Igor lo sconfitto, no? Di nome Vladimiro, e ci tengo a sottolineare che si chiama Vladimiro, fece la conversione della Russia alla religione bizantina, che era giusto appunto la Chiesa cristiana ortodossa. Quindi nasce la base culturale, valoriale della Russia. Nasce con un leader che si chiamava Vladimiro. Ogni riferimento a un altro leader attuale che si chiama allo stesso identico modo Vladimir Putin è puramente voluto. E per riallacciare, diciamo, questa parentesi, diciamo, un pochino curiosa, questo Putin, questo cognome sembra essere collegato al Veneto, a una zona vicentina. Putin, c'è solo la differenza per l'accento, quindi Vladimir Putin è essenzialmente è già i tratti che lui ha, che chiaramente si vede che è chiaro lui, si capisce che sarà probabilmente uno di quei sarmati, no? Etnicamente di quei sarmati che avevano fatto le guerre con la Roma, con la prima Roma, e si era ritrovato giusto appunto. Perché è importante questa storia? È molto importante questa storia perché la piccola Russia fu comunque distrutta intorno al 1400. In pieno Rinascimento ci fu una guerra con i mongoli, e i mongoli riuscirono a imporsi e a distruggere Kiev. Abbiamo anche un italiano, un arcivescovo che si chiama Giovanni da Pier... non me lo ricordo, però un arcivescovo italiano importante che scrisse un libro dove raccontò come i mongoli distrussero Kiev, la rasero proprio al suolo con una cattiveria e con una rabbia proprio per stracciare qualsiasi possibilità che questa città potesse. E quindi in un certo qual senso noi possiamo notare che c'è, come nella storia c'è un filo conduttore, c'è qualcuno che comunque vuole distruggere le Russie. Anche con violenza, ma ovviamente voi sapete benissimo poi come ha continuato questa storia, perché intorno al 1500 l'arciduca di Moscovia, di nome Ivan, decise che lui voleva prendere in mano questa situazione, e da lì nacque Mosca e nacque la Russia, quella che noi chiamiamo comunemente la Russia, ispirandosi alla Russia di Kiev, di cui ha praticamente raccolto l'eredità, ma ha fatto di più. Ivan, il cosiddetto Ivan il Terribile, che in realtà è una traduzione errata che diamo noi, fece di più, perché Ivan il Terribile si proiettò in un orizzonte in cui la Russia doveva essere la terza Roma. La prima Roma era quella che noi conosciamo, la seconda Roma era quella creata dall'imperatore Costantino, no? L'attuale Istanbul, Costantinopoli, Bisanzio. La terza Roma era Mosca, come se ci fosse un testimone che lui sentiva di dover prendere. Voi dovete sapere che Roma è stata lo sapete chiaramente, una grande civiltà che ha saputo svilupparsi anche attraverso una dialettica politica tra popolo ed elite. Il grande leader della Roma, che noi conosciamo, l'imperatore Giulio Cesare, il più grande leader, dà il nome a tutti i leader che poi abbiamo avuto in Russia. Cesar, no? Zar, discende da Cesare.
Quindi potete trovare un filo conduttore tra quell'eroe, Giulio Cesare, il leader dei populares, che con la catena d'alloro, quella catena d'alloro dell'umanesimo, ripresa poi dell'umanesimo di Dante, lottò, fece una guerra civile per cercare di diffondere a tutti gli abitanti dell'impero dei benefici e non tenerli tutti concentrati nell'elite, nei patrizi, nel partito degli optimati, e quello che ha fatto la Russia, perché la Russia ha in un certo qual senso raccolto questa eredità che chiaramente poi si è sviluppata, come sapete, nell'evoluzione di quella cultura classica in quella cristiana, chiaramente con due storie diverse, perché la nostra, quella della Chiesa Cattolica con lo scisma, ha avuto un progetto diverso, un progetto che vedeva centrale il Papa era la fonte di tutto il potere, e un altro cammino che invece è stato quello delle chiese ortodosse, più fedeli a quello che era il messaggio di Gesù Cristo, quello diciamo originale. Chiaramente so che magari ci sarà qualche cattolico che non sarà d'accordo con questa mia semplificazione, ma dovete anche tenere presente che non è facile fare una sintesi, una lunga premessa che ci tengo a dire, poi vi sfocerà nell'attualità, sfocerà nelle lotte che ci sono attualmente in atto. E allora arriviamo ai giorni nostri. Ai giorni nostri come arriviamo? Arriviamo in un rapporto che c'è tra la Russia e l'Ucraina, ma soprattutto tra l'Occidente e l'Ucraina, perché la storia dell'Ucraina ricostruita è la storia di un Occidente che ha sempre cercato di sottrarre questo pezzettino di Russia alla Russia, all'influenza della Russia. In tutto il 1600 ci furono delle guerre molto forti tra polacchi, quindi adesso potete anche comprendere perché la Polonia, no? Tra i polacchi e i lituani, che crearono una confederazione intorno al 1600, e la Russia, perché c'era chiaramente una contesa che ha sempre spaccato in due quei territori, perché c'è stata la zona, diciamo, quella di Lvov, per capirci, che era più vicina alla Polonia e all'Occidente, quindi più cattolica, con l'influenza lituana, una certa influenza anche lituana, che veniva dai paesi baltici, e la zona, quella lì più vicina alla Russia, quella che è attualmente quella del Donbass, avete sentito poi parlare, con la perla dell'Ucraina, se vogliamo chiamarla così, della Crimea. La Crimea è fondamentale per comprendere perché si fa la guerra e perché ce l'hanno tanto con Putin, che praticamente fu cacciato dal G8 nel 2014-15, perché giusto appunto lui, la tesi quella dominante, poi vi spiegherò che è sbagliata, lui ha invaso la Crimea, questo è quello che dicono i media mainstream. Vi spiegherò che non è vero, che è una sciocchezza, non ha invaso nessuna Crimea. Però la Crimea è importante perché? Perché la Russia, per potersi sviluppare e uscire da una condizione di povertà, una povertà e di arcaicità che ha sempre avuto, ha bisogno dello sbocco, aveva bisogno e ha bisogno dello sbocco nel Mediterraneo, che ha grazie giusto appunto al Mar Nero e a questa enorme penisola che gli consente di affacciarsi a 360 gradi sul Mar Nero. Chiaramente deve scendere poi a patti con i turchi, perché deve passare dallo stretto dei Dardanelli e del Bosforo, ma dopodiché arriva in Mediterraneo, e se arriva in Mediterraneo può anche poi andare verso il canale di Suez per il petrolio e per tutte quelle attività che consentono a un popolo di svilupparsi. E allora la Crimea è assolutamente centrale, lo era anche nel 1700. Nel 1760, vi racconto questo aneddoto perché è importante ed è uno zar a cui si ispira tantissimo Putin, una donna, Caterina la Grande. Caterina la Grande era una principessa tedesca che non avrebbe avuto nessuna importanza nella storia, un pochino come Vladimir Putin era un agente segreto di nessuna importanza, però la storia ha avuto per lei e anche per Putin, come sappiamo, altri progetti, perché Caterina fu, dato che era di una casata poco rilevante, una zona mezza polacca, mezza prussiana,
fu data in moglie allo futuro zar Pietro III, e l'idea era quella di avere una Russia sotto la Germania, sotto Federico di Prussia. Quindi l'idea era quella di fare in modo che la Russia diventasse poco importante, diventasse poco rilevante. Questo non accadde perché Caterina dimostrò grandissime qualità. Se avete la possibilità di leggervi un libro di Caterina, è anche una donna molto moderna, una donna che ha avuto molti amanti, molto avventurosa, molto brillante, di grande dialettica. Questa donna cambiò totalmente il corso della storia e a lei si deve la conquista della Crimea. E quindi voi dovete comprendere che quando Vladimir Putin ha un occhio di riguardo per la Crimea e tutta la Russia ha un occhio di riguardo per la Crimea, no? Non è una cosa di poco conto, perché riguarda una sorta di spazio vitale per quel popolo, per fare in modo che quel popolo non sia oppresso, non sia schiacciato, ma abbia la possibilità di navigare e quindi di avere lo sbocco nel Mediterraneo. E quindi, per farla molto in breve, cos'è che dobbiamo qui comprendere? Dobbiamo qui comprendere che c'è stata sempre una lotta per cercare di ridurre la Russia ad una condizione di inoffensività per quello che riguarda i grandi tavoli di potere, cosa che purtroppo non accadde per chi aveva questi propositi, perché la Russia in Russia si riuscirono a creare prima di Caterina con Pietro il Grande, dopo con anche altri leader che riuscirono a imporre una potenza significativa che ha dato a tutta l'umanità, ha dato moltissimo, anche a livello culturale ha dato moltissimo. Grandi sono i letterati che noi abbiamo conosciuto. Faccio una breve parentesi: avete sentito di Dostoevskij che la bicocca lo ha messo da parte perché Dostoevskij non doveva essere? Bene, non è una buttad e non è un qualche cosa privo di sostanza. Fate attenzione, perché Dostoevskij è l'ispiratore, è il letterato che ha ispirato George Orwell e Aldous Huxley. E se noi abbiamo tutta una narrativa che ci ha preparato ad affrontare i tempi che stiamo vivendo e sappiamo quello a cui volevano arrivare attraverso questa cosa dei vaccini, delle carte digitali e quant'altro, è perché c'è stata anche chi attraverso la letteratura ci ha avvertito. Adesso diciamo con i film si fa di più, però com'è che noi abbiamo capito Il Grande Fratello che non è uno scherzo, ma questa distopia può diventare realtà? Perché c'è stato un grande, pesante intellettuale come Dostoevskij, che ha fatto delle narrazioni bellissime di letteratura, ma che poi hanno brillato nell'animo umano di altri letterati e hanno prodotto quel patrimonio, quel corredo umanistico, quella forza interiore che noi abbiamo e che ha consentito a molti di noi di dire: va bene, tu vuoi e dici che io mi devo vaccinare per forza? Io non mi vaccino. Cioè, questa cosa non è che è arrivata perché noi siamo così perché abbiamo fatto un percorso. Certo, abbiamo uno spirito, abbiamo una tempra che non tutti hanno, ma questa tempra, questo spirito, queste ispirazioni sono state anche la possibilità date dalla relazione che noi abbiamo avuto con una cultura, l'Occidente e l'Oriente. Il Rinascimento, questi 2 secoli fondamentali per la rinascita dell'Occidente, ma il Rinascimento è stato causato dal crollo dell'impero bizantino e da una marea di libri che da Oriente sono arrivate a Venezia nella Biblioteca Marciana, da Federico di Montefeltro, tutti i libri che arrivarono lì, che si integrarono con quelli che già c'erano, degli amanuensi, per l'amor di Dio, i benedettini, però fu una ventata di cultura. Quindi quando voi pensate a Occidente e Oriente, dovete comprendere che perché i khazari si erano messi lì? Perché volevano fare da osmosi, volevano controllare anche il flusso di informazioni, di culture, no? Il cristianesimo, da dove ci è arrivato? Perché noi siamo cristiani?
non è mica nato da Roma il cristianesimo, viene da Oriente. Tutte le cose più importanti che hanno fatto i romani, no, noi parliamo sempre di impero romano, sbagliato, impero greco-romano, perché tutta la cultura ci viene dalla Grecia, no? Quindi quando noi abbiamo Venezia, perché Venezia è diventata una realtà prospera, importante? Perché aveva uno scambio con l'Oriente. E allora quando noi abbiamo a che fare con notizie di attualità che ci vengono nascoste, come ci è stata nascosta per ben 8 anni la guerra in Donbass, la guerra tra Russia e Ucraina, noi dobbiamo alzare le antenne, perché evidentemente in questo periodo di grande risveglio c'è qualcuno che non vuole farci capire cosa passa nella testa di molti intellettuali russi. Noi tutti abbiamo magari sentito di Putin fa questo, Putin è un farabutto, Putin è un buon da niente. Putin è un politico di razza, molto intelligente, ma c'ha la Russia. Cioè la Russia è un grande popolo, è una grande nazione. Quindi dire che Putin vuol dire banalizzare ciò che sta avvenendo. Se la Russia ha deciso di distruggere, di combattere il nuovo ordine mondiale, gli effetti stanno arrivando anche da noi, arriveranno anche da noi. E arrivo a spiegarvi il tema di questa serata, cioè la guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina è una guerra per scoperchiare un vaso di Pandora, un pentolone di veleni dove sono stati creati i presupposti per schiavizzare tutti noi, per schiavizzare l'Occidente senza che l'Occidente lo capisca. Quando intendo l'Occidente intendo il 99,9% degli occidentali, cioè noi, perché questo è l'Ucraina. Noi abbiamo ad esempio sentito una notizia ufficiale di 30 biolab scoperti in Ucraina. Cosa significa? Significa che qualcuno da 30 anni a questa parte, in alcuni laboratori, in realtà non solo in Ucraina, anche da altre parti, però in Ucraina ce ne sono tantissimi, ha creato agenti patogeni. L'agente patogeno, sapete cosa vuol dire? Vuol dire malattie. Ma non l'ha fatto solo perché facendo delle malattie automaticamente si genera fatturato nelle case farmaceutiche, cosa che hanno fatto, per l'amor di Dio, gli Warburg e i Rothschild, Khazari, famiglie di origini Khazari, i cognomi non vi lasciate trarre in inganno, i cognomi sono quelli veri, sono El Khan, quelli veri, Mayer Hamschel, questi sono i veri nomi di questi popoli. Rothschild è un nome che nasce nel 1700, ma il nome vero, la base, è El Khan. Ecco, quindi potete anche comprendere cosa significa un matrimonio Agnelli, El Khan e alcuni che purtroppo, chi per la leucemia, chi cade da un ponte, gli Agnelli non ci sono più, ci sono gli El Khan. Quindi questo potete già comprendere nella mia logica complottista, secondo me azzeccata, che cosa significa prendere il potere su un popolo e come questa elite ha agito e agisce. Agisce con la politica, agisce con i matrimoni, agisce dominando dei concetti che noi non sappiamo. Questi agenti patogeni, ad esempio il Covid-19, ragazzi, il Covid-19 è stato ingegnerizzato in Ucraina. Io ve lo sto dicendo adesso in maniera... C'è un'interrogazione di un senatore Rubio, Florida, a Victoria Nuland, il vice segretario degli esteri, vuol dire il ministro degli esteri americano, il vice segretario di Stato si chiama, dove lei ha detto, dove Rubio ha chiesto, ma è vero che questi agenti patogeni sono stati prodotti in Ucraina e c'è il timbro dell'ambasciata, dell'ambasciatore americano con soldi che sono arrivati dall'America? E Victoria Nuland, poiché non può certo dire una bugia in Senato perché sennò, se è palese, l'arrestano, anche se ha dovuto dire sì, è vero, li abbiamo fatti, noi abbiamo partecipato, abbiamo finanziato.
E quindi voi adesso potete fare 2 più 2. Quando c'era Bill Gates che diceva arriveranno le pandemie, quando facevano a New York le Event 201, cosa succede? Cos'era? Era un evento preparatorio al rilascio di un agente patogeno che avrebbe comportato cosa? Avrebbe comportato effetti politici, anche effetti economici, ma effetti politici. Ma effetti politici di che tipo? Sicuramente di ordine di rapporto Stato-individuo, no? Con libertà e democrazia svuotata e noi che siamo stati chiusi in prigione, in lockdown, mascherine e quant'altro, ma anche effetti per cercare di imprigionare nell'essere umano qualcosa che si cela, che è la nostra spiritualità, qualcosa che non riusciamo alle volte a definire e a spiegare, attraverso altre cose di cui noi non conosciamo, perché noi questi vaccini a mRNA e questa proteina spike, a che servono? Al Covid-19 non servono, gli imbecilli sono convinti che servono perché la televisione dice che servono per il Covid-19, però in realtà l'evidenza numerica, statistica, ci dimostra che non c'è nessuna causa effetto che correla la vaccinazione alla persona che si ammala di polmonite interstiziale. E allora veniamo quindi a analizzare che cosa significa la guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina significa che Vladimir Putin fa la voce grossa contro la NATO, perché la NATO, essenzialmente in quegli stati, vi è un'alleanza di paesi in cui l'Ucraina non fa parte, ma di cui la NATO comunque, per vie traverse, ha fornito mezzi, ha fornito come dire, supporti, ha dato indicazioni, ha governato l'Ucraina. Avete mai sentito parlare della parola deep state? Chi ha sentito parlare della parola deep state? Bene, allora, deep state vuol dire stato profondo. E adesso vi faccio una domanda. Stato profondo cosa significa? Significa uno stato che in realtà è di sostanza, è profondo, che si sostituisce all'apparenza di un governo? Oppure vuol dire uno stato profondo, sotto? In Ucraina sta venendo fuori di tutto e di più. Ci sono intere 10.000 chilometri 10.000 chilometri di tunnel. Sapete quante sono 10.000 chilometri di tunnel? Ci sono delle abitazioni, non delle abitazioni, ci sono delle stanze in Ucraina dove che cosa fanno in questi luoghi? Come li realizzano? Chi li ha realizzati? Da quanti secoli stanno? Ci sono collegamenti con l'Ucraina e altri posti, uno a caso Gerusalemme? Noi non lo sappiamo, ma ci sono dei complottisti che ci dicono che il motivo per cui oltre a Gerusalemme questa elite, quindi a Israele, aveva interessi in Ucraina era proprio per questo, perché ci sono delle motivazioni profonde. Noi arriviamo a 3.000 anni di storia, in realtà anche meno, perché la storia si fa al 500 avanti Cristo, si fa risalire, poi sono leggende, sì, sappiamo i re di Roma, la mitologia, però noi non parliamo, non guardiamo, ma 4.000 anni fa, 5.000 anni fa, 6.000 anni fa, quando c'erano le piramidi in Egitto, cosa c'era? E chi ci dice che sotto, così come non venivano realizzate grandi costruzioni che noi non saremmo capaci di realizzare, chi ci dice che qualcuno non abbia realizzato effettivamente un mondo sotterraneo che magari ha ispirato anche personaggi come Dante Alighieri quando sono arrivati quei libri di cui vi ho parlato nel dire c'è l'inferno? Cosa vuol dire l'inferno? Vuol dire che ci sono dei soggetti che noi chiamiamo demoni, che non vogliono il nostro bene, che sono interessati a che noi viviamo in un certo modo, sono interessati a farci fare guerre, sono interessati ad ammalarci, e che nella nostra, diciamo,
etica, la nostra morale cattolica cristiana che ci è stata tramandata, ci hanno insegnato a dire che c'è il bene, c'è il male, e basta guardare le chiese per capire che ci sono demoni raffigurati. Cioè, quindi non è fantasia questa qua è realtà. Se noi pensiamo che tutte le chiese che sono state realizzate in Italia, l'Italia è piena di chiese, hanno di questi temi, allora noi dobbiamo pensare che i nostri avi fossero persone animati solo da fantasia, che magari facevano guerre di religione perché la religione era un'idiozia, era una cosa shock. Questo è quello che hanno cercato di inculcarci ultimamente. Ma in realtà non è così. In realtà noi viviamo, emaniamo energie, e chi ci dice, chi può dire che noi non emaniamo energie che magari servono a qualcun altro? Chi ci dice che Landi non è una gallina che fa l'uovo senza saperlo? Arriva qualcuno, con l'uovo che fa Landi mi faccio la frittata. Quindi ho interesse che Landi viva in un certo modo perché produce le uova, produce il latte, no? Noi non lo sappiamo. Cosa percepiamo noi? Cosa è reale per noi? È reale quello che noi tocchiamo, quello che noi vediamo, quello che noi concepiamo. Ma il nostro cervello funziona al 5%. Tutto quello che noi non vediamo non esiste per noi, ma può esistere per qualcun altro. Noi questo non lo sappiamo. E quindi in questa fase particolare storica che noi stiamo vivendo, di grande risveglio, noi dobbiamo iniziare a rivalutare tutto ciò che non percepiamo concretamente e materialmente. Ve lo dice, non ve lo dice uno che fa un hippie. Io non sono un hippie, guardate come sono vestito, proprio da cinico finanziere, guardatemi, mi faccio quasi schifo per come sono. Però io vi dico che il modo attraverso cui noi siamo stati tirati su, soprattutto la mia generazione, considerando che le religioni siano sciocchezze, che la filosofia sia una cosa inutile per segaioli mentali, la storia è passata, che cazzo me ne... No, è sbagliato. È tutto un disegno, tutto un piano per governarci senza che ce ne rendiamo conto, perché noi magari pensiamo... Allora, io adesso vi sto parlando della guerra in Ucraina, sono partito parlando dei cimeri, Khazari, Sarmadi. Perché ho fatto questo? Non perché io possa fare una discussione accademica, non è che uno che legge libri di storia può fare lo storico, no? Però io lo faccio perché ho intenzione di lasciare a voi uno spunto, uno stimolo, affinché voi ritroviate, così come l'ho ritrovato io negli ultimi 12-13 anni, ma soprattutto negli ultimi 2 anni, il gusto di leggere libri di storia, di comprendere che la verità che ci dà la televisione non è la verità, sono stronzate. E questa è la verità. Questo dovete, cioè, secondo me, se siete qui, la maggior parte delle persone ha ben realizzato questo. Allora, Vladimir Putin, che cosa sta facendo? Vladimir Putin ha iniziato questa guerra proclamando 3 obiettivi. Il primo obiettivo è proteggere le zone del Donbass. Sono 2 repubbliche, Donetsk e Lugansk. Si chiamano Donbass perché c'è un fiume lì che si chiama il Donetsk Bassin, come si dice? Bacino, Donetsk Bassin. Ludmilla? Lei l'ha detto. Allora, da italiano si chiama Donetsk Bassin, vuol dire bacino del Donetsk. Ci sono queste 2 repubbliche molto significative, molto importanti, perché dei fatti che poi magari vi racconterò riguardo a Stalin, riguardo all'industrializzazione della Russia. Sarebbe importante approfondire anche la storia dell'Unione Sovietica e capire che dopo il burattino Lenin dell'Occidente sarebbe dovuto esserci Trotsky, che andava da un altro burattino dell'Occidente, e invece spuntò fuori questo Stalin, che era un sanguinario, non ne voglio parlare bene, però industrializzò la Russia. La Russia diventò una potenza perché lui fece tutta una serie di cose significative e importanti, e in quelle zone lì delle grandi industrie furono tirate su. Diventò molto potente la Russia in epoca di Stalin.
Perché è importante proteggere le repubbliche del Donbass? È importante perché lì ci sono russi. C'è un'altra cosa che la gente non ha compreso, in televisione non ci dicono, è che l'Ucraina, come Stato indipendente, che ha una sovranità, non esiste. Non è mai esistita l'Ucraina. L'Ucraina prese una sovranità nell'ambito di una comunità di stati indipendenti, Russia, Bielorussia e Ucraina, con un comando centrale a Mosca. Questo è l'accordo per cui nel 91 si poté fare lo Stato dell'Ucraina. Tutte le testate nucleari andarono a Mosca e noi abbiamo avuto l'Ucraina in televisione, ma l'Ucraina non ha nessuna sovranità. All'ONU non è neanche riconosciuta. Quando c'erano i 3 seggi, no? Perché la Russia aveva pochi seggi durante la guerra fredda, allora gli riconobbero l'Ucraina e la Bielorussia, però tutti sapevano che erano pupazzi di Mosca. Vi faccio un esempio concreto, voi potete vedere le immagini, all'ONU c'era Stalin negli anni 50 e poi c'era Khrushchev per l'Ucraina, il leader del Partito Comunista Ucraino. Com'è? Certo, Khrushchev, per poter diventare poi, per prendere il posto di Stalin, lui concesse la Crimea all'Ucraina, ma era comunque la parte della Russia, era tipo una regione a statuto speciale, consentitemi questa banalizzazione, però c'era il problema di un popolo ucraino. Il popolo ucraino, semmai, era un popolo russo che, essendo in una terra di frontiera, perché l'Ucraina vuol dire terra di frontiera, si è scontrato con l'Occidente. Gli ucraini non sono quelli che si scontrano con i russi. Storicamente non è mai successo questo. Sapete perché è successo questo e quando è successo questo? È successo perché si sono create delle ideologie come il comunismo e come il nazismo che hanno messo gli uni contro gli altri, perché la differenza tra russi e ucraini non c'è in realtà, è una cosa fittizia, è una cosa creata ad arte, come Vax o Novax, no? Adesso ci stanno dividendo in Vax e Novax. Tra 50 anni può darsi che questa cosa possa scatenare una guerra in Italia. Dicevo, quello lì è vaccinato, quell'altro è... Questo è. Suddivisioni create allo scopo di dividere e di governare, dividi ed impera. E allora voi comprendete che Vladimir Putin, quando ha deciso il 22 febbraio di riconoscere le 2 repubbliche del Donbass, perché queste erano 2 oblast che si erano autoproclamate nel 2014 repubbliche, nel 2014 sì, repubbliche. Quando ha deciso di riconoscerli, e quindi anche avendo l'obbligo militare di proteggerli, lo ha fatto alla luce di una lunga guerra partita nel 2014 e che ha avuto, grazie a quel buffone di Zelensky, un'accelerazione impartita a lui da altri, da chi lo ha messo lì. Se volete mi soffermerò su questo aspetto, su come è nato Zelensky, poi magari continuerò un altro poco e lascerò corso alle domande. E perché vogliono la guerra con la Russia? Perché l'Occidente, Zelensky che è un burattino, vuole la guerra con la Russia? Perché la Russia sono 10 anni che sta cercando di fare guerra all'elite della mafia khazara alleati con i gesuiti e noi non lo sappiamo. Il Great Reset, questo piano, sì, io leggevo, mi arrivavano queste cose dell'agente patogeno, però le guardavo distrattamente, queste sono stronzate che servono per fare soldi. Io così la vedevo 4 anni fa, 5 anni fa, quando mi arrivavano queste notizie. No, evidentemente c'è qualcheduno che ha i derivati fatti con le case farmaceutiche, hanno i buchi, devono ripianare i buchi, così come si inventano la pantomima, la menzogna del riscaldamento globale, quindi pannelli fotovoltaici, buste di plastica di mais e altre sciocchezze antieconomiche. Allo stesso identico modo adesso si stanno inventando, butteranno su qualche cosa, qualche agente patogeno per salvare le imprese farmaceutiche.
Non è così. Questa è la visione superficiale che io avevo qualche anno fa, perché la realtà è il governo degli esseri umani, il governo e la soppressione dell'agibilità spirituale degli esseri umani, perché nel Great Reset Covid-19, in quel libro, il nazista Klaus Schwab, e sottolineo nazista, presidente del World Economic Forum, ho spiegato chiaramente che nell'agenda 2030 ci sarebbe state le pandemie, il nuovo contratto sociale, rapporti Stato-individui, ci sarebbero state delle crisi dovute a riscaldamento ambientale, crisi climatiche, guerre e conseguentemente un nuovo ordine anche nel micro, non nel macro, in cui non solo le nazioni sono schiave del nuovo ordine mondiale, ma le persone digitalizzano la loro esistenza su supporti magnetici e in base a quei supporti magnetici e a logiche che non dominano e su cui non possono dire niente, possono mangiare, possono spendere, possono usufruire di quelle libertà che noi abbiamo date per scontato. Questo era un piano, il Great Reset, un piano che è stato bloccato dagli Stati Uniti d'America, cioè da elite degli Stati Uniti d'America che hanno eletto Donald Trump, e da Vladimir Putin, che è in guerra con i Dem, con Obama. Quindi quello che sta accadendo in Ucraina ci riguarda moltissimo, è di estremo interesse per noi, non solo perché comprenderemo cose storiche che non ci sono state dette su cosa c'è nel sottosuolo, ma comprenderemo questi agenti patogeni. Perché c'è tutta questa necessità di creare agenti patogeni? Qual è la necessità? La necessità è politica. E allora ci ritroviamo con un sistema televisivo che ci nasconde la verità, ma la responsabilità è anche nostra, perché chi ha l'attitudine a leggere, a approfondire, nel momento in cui emerge una sciocchezza, lo capisce. Noi adesso siamo molto più vigili dopo questi 2 anni di quanto lo fossimo 2 anni fa o 3 anni fa. Ma quante sciocchezze ci hanno raccontato che ci siamo bevuti? Ma ce ne hanno raccontate tante. Signori, noi paghiamo il gas da Putin 12 centesimi, lo paghiamo con l'azienda di Stato, Eni, Snam, tutte controllate dalla Cassa Depositi e Prestiti. Ma com'è possibile che lo paghiamo 80 centesimi? Il gas quello è, non è che c'è il marchio, quel gas di qualità. Noi lo paghiamo così perché c'è un meccanismo che preleva la ricchezza a noi, attraverso, mettendoci addosso, e lo porta a un'elite. Questo l'ho detto per il gas, no? Ma 70 miliardi di metri cubi di gas consumiamo noi all'anno. Cioè se ci rubano 50 centesimi all'anno, ogni anno ci rubano 35 miliardi. Ma io sto dicendo 50, ma è di più in realtà. Per non parlare del petrolio. Noi abbiamo le bollette energetiche più care al mondo, ma ci siamo chiesti com'è possibile che paghiamo le bollette più care al mondo? Noi abbiamo anche bacini, cioè avremmo voluto fare centrali idroelettriche. Noi siamo stati i primi nel nucleare, i primi, i ragazzi di Panisberga, Fermi, no? Majorana. Noi l'abbiamo inventato, sì, poi ci sono venuti dietro anche i tedeschi. Com'è che noi abbiamo tutta questa testa e siamo così coglioni che paghiamo praticamente i costi energetici più alti, che non danno competitività alle nostre imprese? Ci danno il contrario della competitività, perché c'è un disegno per prenderci per il collo. Noi siamo stati per 6-7 anni, come dire, colpevoli di avere un alto debito pubblico. L'ho spiegato l'altra volta, voglio insistere anche questa volta, lo ripeto per chi non ci fosse. Ma guardate che la menzogna che ci è stata raccontata è stata clamorosa, enorme. Noi abbiamo pagato 70, anche 80 miliardi all'anno in spesa e interesse su soldi creati con un click da Mario Draghi in easing quantitative. Per che cosa? Perché avevamo lo spread, perché avevamo il debito pubblico più alto. Allora
Non occorre un grande economista, occorre una persona normale che ha fatto una tesi di laurea in contabilità nazionale come sottoscritto, per capire che una sciocchezza del genere non si può raccontare all'Italia che ha inventato la contabilità generale a Bologna. L'abbiamo inventata noi, abbiamo inventato noi la finanza, perché tutti i testi di finanza sono stati creati tra Genova, Venezia, Firenze, e ci facciamo prendere per il collo da queste elite, da questi, quante saranno? 1000 persone, 1500. Ma 70-80 miliardi sono soldi ogni anno. E che cosa abbiamo fatto noi? In risposta? Abbiamo votato i 5 Stelle. Viva! Perché? Perché hanno fatto le restituzioni. Di Maio è venuto in TV e ha raccolto un consenso, ha restituito 50 milioni, attraverso poi non ha neanche restituito, in 5 anni. Sarebbe come dire che 50 milioni diviso su 60 milioni di italiani in 5 anni fa tipo, quanto fa? 15 centesimi all'anno a italiano. Vuol dire neanche un caffè a italiano ci hanno restituito in 5 anni. Quando il parlamentare serve a rappresentare, a tutelare gli interessi di un popolo che è depredato con centinaia e centinaia di miliardi che ogni anno questa elite ci ruba. E cosa hanno fatto i 5 Stelle? Appena sono andati al Parlamento e Ursula von der Leyen non aveva i numeri per essere eletta e quindi la Merkel per essere stangata, Di Maio è andato a fare, i 5 Stelle hanno fatto eleggere la Ursula von der Leyen. Ma roba da matti, è una cosa incredibile. Cioè io avevo anche delle simpatie per questo asse giallo-verde, no? Anche per Salvini, ma ragazzi, ma Salvini ha trovato una cosa che era giusta, quella degli immigrati, ma ce n'erano tante altre cose su cui si doveva fare battaglia. Abbiamo capito che cercano con le Calergi, con gli immigrati, ma c'è tanto altro di cui occuparsi. Il dubbio è che magari qualcuno si occupa di quella cosa per prendersi uno spazio elettorale e per non risolvere i problemi. Perché i problemi che noi abbiamo sono altri. Quando tu spendi 70-80 miliardi di energia e hai le aziende che chiudono, e quando vieni vessato da una tassazione che non ha senso, perché questa è l'altra cosa importante che non ha senso e da comprendere. Quindi energia, finanza dello Stato e tassazione. Signori, la tassazione più si alza, meno gettito dà, più deprime l'economia. Non è una cosa che la sto dicendo io, è nei manuali. Gli arabi, Ibn Khaldun, non è Laffer, la curva di Laffer, non è Laffer. Nella penisola iberica, nel Medioevo, disegnavano già la curva di Laffer, quella che noi conosciamo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che le tasse fanno così e poi vanno così. Se tu oltre il 30-40 arrivi lì, vuol dire che il gettito diminuisce e tu opprimi l'economia, quindi non le devi alzare le tasse. Ma noi abbiamo sopportato e sopportiamo un carico fiscale con imprese che chiudono, imprenditori che si mettono il cappio al collo. Ma voi pensate che sia un errore questo? Non è un errore, è un piano. Voi dovete passare dall'essere complottisti per gioco, complottisti consapevoli, perché la parola complottista è un complimento che vi fanno, perché vuol dire che tu capisci il complotto. Complottista non è una parola negativa, è una parola positiva. Capisci il complotto. Quando ti parlano male di Putin, dici, Putin è un Hitler, proprio l'inversione della realtà totale. Perché in Ucraina i nazisti hanno fatto la guerra alla Russia, l'hanno fatta negli anni 40, 85.000 persone, di cui 60.000 sono nella zona di Lvov, e il resto in tutta l'Ucraina, hanno aderito alle SS. Hanno aderito alle SS e hanno partecipato insieme agli italiani e insieme ai tedeschi, che sono quelli originali, quelli che noi conosciamo come nazisti originali, alla campagna di Russia, che poi fu una disfatta, come sappiamo. Noi entrammo in guerra per questo motivo, perché dovevano buttare giù Stalin, questa è la realtà.
avevano provato a buttarlo giù già negli anni 30, quando crearono la crisi del 29 e fecero una carestia enorme in Russia, lo Holodomor, non so se voi avete sentito. Fu una carestia strepitosa, mostruosa, che è imputata a Stalin. In realtà Stalin si spinse nell'industrializzazione, creò fabbriche ovunque, anche nel Donbass. L'alta finanza, questi Rothschild, disse adesso lo facciamo saltare in aria, gli creiamo un problema alimentare, perché c'era uno squilibrio, non gli fecero arrivare il cibo a Stalin, e conseguentemente lui disse, ah sì, perché Stalin era... Bene, allora, chi sono quelli che mi stanno più sulle palle? I tatari in Crimea? Bene, cibo per loro non ce n'è. Gli ucraini? Benissimo, tutti gli ucraini più sono nella zona vicina, quelli lì il cibo non arriva. È il motivo per cui l'Ucraina è così povera, è così, diciamo, martoriata, ha una radice storica di una guerra tra l'elite della mafia khazara e la Russia. Va bene, anche se noi vediamo Stalin come comunista, e io non sono anticomunista, Stalin per me era un bifolco, però Stalin aveva in testa la grande Russia. Lui diventò leader dopo la morte nel 1924 di Lenin, diventò fregando Trotsky, perché Trotsky era il ministro degli esteri, quello che aveva l'appoggio dell'Occidente. Infatti ne parlano benissimo di Trotsky. Chi è che sente parlare? Trotsky era un imbecille che voleva utilizzare la Russia nel 1924 per creare uno Stato di base per fare colpi di Stato contro il capitalismo in tutto il mondo. Voleva fare la guerra, voleva fare casino Trotsky. Stalin vinse invece vinse quello che doveva vincere, vinse la competizione nel partito e diventò il leader. Trotsky andò, sapete dove è morto Trotsky? Trotsky è morto in Messico. Vi ricordate il film, quello lì con Frida Kahlo, con Salma Hayek, che racconta la storia di Frida Kahlo? Allora, Trotsky era lì, ospite di Rivera, il pittore messicano, e Frida Kahlo. Sapete perché è importante che voi guardiate questo spicchio di storia? Perché Rivera era pagato da Rockefeller. Rivera aveva dipinto il World Center a New York, aveva fatto tutti i quadri delle porcherie, delle zozzerie, secondo me, l'uomo transumano, no? Già negli anni 30 c'erano queste cose. Ma che cosa significa? Significa che le ideologie come il comunismo e come il nazismo, ma come anche il fascismo, anche se è una forma più attenuata di totalitarismo, sono state create dall'elite. L'elite khazara ha creato queste robe. Il colpo di Stato di Lenin è un colpo di Stato che non ha nessun senso marxista. Chi è studioso del marxismo sa che Marx diceva che nel capitalismo gli operai diventano così potenti che sovvertono poi i rapporti di produzione, prendono il potere e diventano lo Stato. In Russia non c'era una fabbrica quando ha preso il potere Lenin. Lenin aveva avuto i soldi dai Rockefeller e dai Rothschild durante la prima guerra mondiale, e ha fatto un colpo di Stato perché ha creato questi soviet supremi con gente che stava alle fame, li pagava e diceva facciamo questo, facciamo quest'altro, e ha fatto quello che ha fatto un colpo di Stato spinto dall'elite finanziaria. Questo è stato il comunismo, va bene? E allora, se noi guardiamo la storia, la guardiamo in antichità, comprendiamo le logiche attuali. C'è un'elite finanziaria che sta spingendo tutti i paesi europei a fare la guerra in Ucraina, a distruggere l'Ucraina. Ma perché lo sta facendo? Sì, per le repubbliche del Donbass, certamente, perché Putin si è ripreso la Crimea dopo Euromaidan, eccetera. Sì, certamente, ma perché è in gioco il futuro del sistema finanziario che noi utilizzeremo, perché questa elite sta per essere messa fuori gioco, non vuole essere messa fuori gioco, rischia di perdere tutto il potere che si è costruito probabilmente lentamente in migliaia di anni, e per questo motivo è pronta a tutto, anche a far scoppiare una guerra mondiale, una guerra nucleare. Adesso Zelensky, che è un burattino, uno scemo, non è un buffone, non è nessuno,
prende ordini, ha detto faremo una bomba nucleare sporca, utilizzando le centrali nucleari, rompiamo i patti di Budapest del 91 e faremo una guerra. Perché lo sta facendo? Perché può vincere contro la Russia? Come fa a vincere contro la Russia? È impossibile. E allora concludo, poi vi lascio spazio ampiamente alle domande. Io sono stato firmatario, insieme a alcuni altri esponenti come Luca, in Database Italia e altri, di un appello internazionale allo Schiller Institute. In questo appello ci proponiamo, e ce la faremo, perché è chiaramente ben visto da alcune elite importanti anche in Occidente, di perorare la rimodulazione totale, la rivoluzione totale della NATO. Perché se noi siamo in questa situazione è per colpa esclusivamente della NATO. Quindi la NATO è la ragione per cui loro ancora coltivano l'idea, poiché hanno delle truppe, di poter tenere bordone, perché hanno perso. I BRICS, sapete cosa sono i BRICS? Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa, hanno praticamente rotto il sistema. Sono questi 5 paesi a cui se ne sono già aggiunti altri. E che cos'è che hanno rotto? Hanno rotto il principio che il sistema capitalistico deve essere governato dagli Stati Uniti d'America, deve avere la base nel Security Exchange Commission, e di questo si darà poi atto nei prossimi decenni a Trump di aver fatto questo, e il dollaro deve essere la moneta di riserva. Questa è la cosa fondamentale e importante che è successa in questi 2 anni, perché tutti questi casini, sapete perché succedono? Perché questi qui sono depositari del meccanismo attraverso cui si fanno le transazioni internazionali, attraverso la moneta di riserva. Una moneta di riserva che non è l'oro, perché il dollaro non ha l'oro, non è ancorata all'oro dal 1971, ma è il meccanismo attraverso cui dall'America creano i soldi, li danno al Fondo Monetario Internazionale. Quindi se vogliono fare una guerra trovano il modo per finanziarla, se vogliono rafforzare uno Stato lo rafforzano, se vogliono rafforzare un politico lo rafforzano, ma gli dicono tu ti rafforzi ma poi vai a fare guerra a quell'altro. Questo è. Avrei tantissime altre cose da dirvi, si fa lunga però una dissertazione così, ho detto la metà della metà della metà di quello che avrei voluto dire. Preferisco lasciare ampio spazio alle domande, anche se ci sono delle domande più specifiche su quelli che sono i risvolti a livello finanziario, e niente, la fermo qui, la concludo qui e sono disponibile alle domande. Grazie. Allora, come avete capito, questa sera siamo in regime di scarsità. E poi se venite al seminario che faccio vi accorgerete invece che potremo passare in un regime di abbondanza, perché ci vogliono far credere che al mondo ci siano risorse scarse, non ci sono mai soldi, non ci sono mai soldi. In realtà è tutta una grande truffa che hanno perpetrato ai danni di tutta la popolazione mondiale. Tra l'altro Gianmarco prima parlava del debito pubblico e degli interessi, siamo arrivati a pagare 115 miliardi all'anno di interessi, e quando qualcuno, che tra l'altro il primo che lo ha scoperto è stato un veneto, frugando fra le pieghe del Trattato di Lisbona, si è accorto anche come l'Italia avrebbe potuto abbattere fino al 90% gli interessi che pagava sul debito pubblico, però per fare questo ci voleva la volontà politica, nessuno ha fatto nulla e nessuno ha detto nulla. In Germania non è che tutti i produttori tedeschi fossero più bravi, gli imprenditori di noi italiani, ve lo ricordate? Una decina di anni fa c'era la storia, ma i tedeschi sono bravi eccetera, gli italiani no. No signori, loro lo facevano questa cosa qui, hanno potuto pagare poco di interessi perché lo hanno fatto tramite una banca pubblica. E quindi come fa un sistema nazione che paga la moneta
ovviamente agli usurai internazionali, perché siamo in regime di monopolio, ce n'è solo uno che ce l'ha, al 6-7% che siamo arrivati a pagare nel 2009-2010, verso uno Stato che lo paga lo 0,80-0,90. Come fanno gli imprenditori di un paese a resistere contro un altro paese che si può permettere di pagare così poco il denaro? Ecco, questo è solo uno degli argomenti che tratteremo in quel famoso seminario di cui parlo sempre, la grande truffa. Ora, per le domande, per cortesia, se venite qui, venite ripresi, avete il microfono e poi ci sarà la risposta. Allora, Rinaldo, alla fine. Giù, 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 vieni pure. E poi Rinaldo ti tengo d'occhio perché conto i secondi, perché tu fai la conferenza. Sei bravissimo, sai un sacco di cose, però rischiamo di raddoppiare il tempo. Grazie Francesca. Ma proviamo a fare 3 domande sintetiche, risposte sintetiche che forse meritano, allora, che erano già scritte anche nella presentazione. Cosa ci facevano quei militari russi a marzo 2020? Il collegamento del rublo all'oro. Mi fermerei qui, diciamo, queste 2 qua più che altro. Grazie. Allora, l'ho detto tra le righe. Allora, il Covid-19 è un agente patogeno ingegnerizzato in Ucraina. Sicuramente Putin sapeva tutto quello che era, che bolleva nel pentolone. Vi posso aggiungere delle cose che ho saputo, giusto così mi creo le condizioni per diciamo stare un po' nei guai. Allora, perché ci sono dei processi in corso quindi la butterò in maniera molto soft questa chiamatela come una fantasia, diciamo che è una fantasia, diciamo così non voglio, una fantasia. Allora, facciamo finta che un popolo che è nato prima nello spazio, la Russia, sapesse che le onde elettromagnetiche attivano i virus. Il popolo che è nato nello spazio per primo è il popolo Yuri Gagarin, il popolo russo, e fece degli studi. In questi studi scoprirono che per attivare gli agenti patogeni si possono utilizzare le onde elettromagnetiche, perché nello spazio ci sono onde elettromagnetiche. E allora, se uno vuole creare dei problemi in una città a caso, che so, inventiamoci una città a caso, Bergamo, che cosa fa? Fa fare delle vaccinazioni dove ci sono dei virus, dove vengono comunque inoculati dei virus, e conseguentemente irradia un certo territorio di onde elettromagnetiche. Questa è una fantasia, non è vero questa cosa qua. E allora, nel momento in cui succede questo, è una roba, è un'azione di guerra, è un attacco, è un attacco bello e buono. E nel momento in cui succede questo, qualcuno da quella popolazione che è andata nello spazio importante manda 19 aerei, 19 Antonov, con delle 100 e passa militari esperti in armi chimico-batteriologiche, che sono andati in lungo e largo a Bergamo, a Brescia, anche nel Veneto sono stati, a vedere le onde, cioè facevano. Evidentemente c'è qualcuno che ha ipotizzato che questa fantasia potesse essere, io non lo so, spetterà ai giudici, agli storici verificare se questa cosa è vera. Certo è un po' strano che i morti siano stati tutti concentrati a Bergamo e Brescia, va bene, sì, sono stati anche ingigantiti, per l'amor di Dio, però il loro obiettivo non era quello di fare dei morti, il loro obiettivo era quello di sospingere una narrativa. E chiaramente la narrativa si sospinge se tu fai dei morti, se ci sono dei morti. È un po' come la bomba. Io vengo da Bologna, com'è che si fa l'agenda politica? Con attentati terroristici. Quindi, se vogliamo, è un attentato terroristico più complesso questo. Sono morti per terrorismo bellico in maniera complessa. La questione del rublo. Allora, perché è importante quello che sta avvenendo?
ha un risvolto finanziario che ci interessa moltissimo a noi. Faccio una breve premessa, è importante per comprendere. Quando ci fu il riconoscimento della Crimea da parte di Vladimir Putin, la Crimea era una repubblica, ci fu un colpo di Stato nel 2014 denominato Euromaidan, Putin disse benissimo, qua sta tirando mala tempora current, no? In realtà fece tutto Victoria Nuland, donna di Obama, tutta una roba creata ad arte per cacciare Yanukovych, perché Yanukovych non voleva far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea, perché quella lì sarebbe poi stato il viatico per la NATO e per mettere sempre di più l'Ucraina sotto il dominio di questa elite. Cosa è successo? È successo che Putin, la prima cosa che ha fatto, chiaramente la persona ha utilizzato le truppe che lui aveva a distanza in Crimea, a Sebastopoli, come si chiama la capitale? Mi dimentico. Bravo, Simferopoli. Le ha utilizzate e ha creato le condizioni per imporre, per difendere delle decisioni che la Repubblica ha preso. La Repubblica ha preso la decisione di fare un referendum. Questo referendum è stato stravinto con 96% di popolazioni che hanno deciso di scegliere per andare per farsi riconoscere dalla Russia. C'erano un quesito, 2 domande: vuoi che la Repubblica della Crimea sia sotto la Russia oppure vuoi che ritorni al 91 sotto l'Ucraina? Risposta: 96% ha detto andiamo sotto la Russia. Cosa è successo? L'Occidente non poteva fare guerra perché è una repubblica. Sì, certo, Putin ha rinforzato questa cosa con i militari, quindi tecnicamente non è un'invasione, cioè lui aveva i soldati, li ha utilizzati, sono andati dagli ucraini, gli hanno detto guardate, o deponete le armi e vi togliete divisi eccetera, o vi spariamo. Gli ucraini hanno ceduto perché chiaramente lì era una situazione di minoranza, quindi dal punto di vista della sostanza politica Putin ha usato il pugno duro. Non dico che Putin è andato lì, ha fatto una pericena, ha detto va bene, cosa volete fare? No, ha usato manu militari, ha imposto la decisione. Però non ha fatto un'invasione, non è che lui è partito da Mosca, è arrivato lì, ha fatto una guerra sparata. Quindi quando la televisione dice Putin ha invaso la Crimea, mi è capitato in un dibattito, no, c'era un tizio che faceva ha invaso la Crimea, questa butella da saccente che l'avrei tirato per i capelli, no? Ma non per i capelli, perché aveva questo modo che lui di quello che ha capito tutto, quello che non sa niente, no? Allora, cosa è successo in questa situazione qua? È successo che l'Occidente ha reagito, ha fatto delle sanzioni. Le sanzioni che cosa hanno comportato? Hanno comportato 2 cose: danni all'Italia e all'Europa, vantaggio a Putin enorme, perché abbiamo perso 10 miliardi annui di esportazioni che a noi ci facevano comodo perché noi siamo molto forti in questo settore, in questo ambito, a vantaggio di che cosa? Della Cina e della Turchia. E allora cosa si è successo? Che da quel momento in poi si è creato quell'asse di cui vi ho detto: Brasile, Russia, India e altri paesi, eccetera. Cosa comporta questo? Comporta che questo gruppo di paesi, nessuno è isolato, nessuno farà la fine di Stalin nel 1933 con la crisi del 29, che non gli arrivavano le derrate alimentari perché non riusciva a pagarli, perché gli avevano bloccato il sistema finanziario, e è andato con il culo per terra Stalin. Non succederà come alla Grecia ti bloccano i bancomat, ti bloccano lo strumento e sei fottuto, perché tutta l'economia gira attraverso una convenzione, un meccanismo. Loro non sono padroni della ricchezza, loro sono padroni del meccanismo, del concetto, va bene? Un concetto che a noi serve. La ricchezza la produciamo sempre noi. E allora, perché è importante questa cosa del rublo? Perché a partire dalla questione della Crimea, la Crimea è fondamentale nella nostra storia, si sono scatenati dei meccanismi che comporteranno la distruzione del dollaro come moneta di riserva, perché Putin ha ricevuto altre sanzioni dagli imbecilli che non sono altro e ha replicato proprio da giocatore di scacchi: tu mi fai le sanzioni
e io ti dico va bene, adesso il gas me lo paghi in rubli, e lo può fare perché nei contratti gli imbecilli, ho visto io i contratti di Gazprom, prevedono questo, la facoltà di essere pagati, noi abbiamo fatto di essere pagati in rubli, quindi non è una cosa che lui si è alzato una mattina, dobbiamo rompere noi i contratti, questo è il problema che ha Draghi, non sa come fare, perché deve rompere i contratti e gli fa un favore. E allora, step, mi paghi in rubli, secondo step, il rublo avrà valore perché a 5.000 rubli corrisponde un grammo di dollaro, di oro. Com'è? Vabbè, il concetto, non lo so. Con questo sistema cosa hanno creato? Hanno creato in maniera surrettizia la logica per ritornare al gold standard. Questa è la cosa importante che è successa, perché voi dovete comprendere l'importanza di questo concetto, perché tutto il capitalismo è poggiato su un sistema bancario che ha creato quasi 2 quadrilioni di derivati. Di questi derivati sono garanzie al sistema su cui sono stati creati soldi, perché il derivato che cos'è? È un valore che deriva da un contratto e che il banchiere dice Francesca mi ha portato un valore derivato da transazioni per speculazioni immobiliari piuttosto che questo vale 200 milioni. Bene Francesca, mi prendo questo derivato a garanzia, ti do 150 milioni a debito, cioè ti faccio un credito. Quindi Francesca prende 150 milioni, però il problema è che se questa garanzia è vuota, ed è vuota, per un 20-30% i derivati sono tossici, sono farlocchi, cosa accade? Accade che Francesca ha preso 150 milioni, fa il bello e il cattivo tempo, compra le PMI, si rafforza, compra palazzi, magari si fa anche con i soldi che ha avuto, li presta e fa l'usuraia, sto inventando, e fa tutte queste cose qua, ma poi alla fine della fiera la banca si bilancia il debito. E allora che cos'è il grande reset? Poiché questa situazione è enorme, sono arrivati, se non sbaglio, a 60 volte il PIL mondiale. secondo me le misure esatte, da quello che so io, ma secondo me i debiti farlocchi che non riescono a pagare sono intorno ai 200 T, cioè quelli dove si stima per sommi capi un 6-7% di derivati farlocchi, cioè di garanzie che non ci sono. In realtà secondo me è molto di più. Vi spiego perché, non so se l'ho spiegato l'altra volta. Io ho partecipato 10 anni fa a una transazione petrolifera come un imbecille, perché io pensavo che il guadagno ci fosse nel vendere il petrolio e nel farsi pagare le commissioni. Invece no, perché quando tu realizzavi un contratto, e questo contratto magari durava 1 anno o 2 anni, ogni nave e ogni mese c'era una transazione, tu dal contratto ogni mese potevi creare un altro contratto, capito? Invece non era nessun contratto, perché una volta che ti arrivano i documenti, l'SGA eccetera, con la multinazionale che vende, la multinazionale che compra, tu crei un valore che sono i flussi di cassa e lo getti nel sistema come se fosse una banconota. Quindi, che so, una nave di crude oil che va da una parte all'altra del mondo, 30 milioni all'anno, 30 milioni di liquidità. Allora io estrapolo questo valore dal contratto e per 12 mesi, quindi 30 per 12 sono 360 milioni, 300 milioni faccio vedere. Creo un asset bank security, quindi un titolo, un bond, da 300 milioni. Una volta che ho creato questo valore, che succede? Che vado dal banchiere, gli dico guarda ti do questo qua, dammi 250 milioni. Però non c'è niente là, non c'è il flusso di cassa che deve arrivare. Questo è stato, diciamo, il turbine. Noi l'abbiamo conosciuto come questo meccanismo? In una maniera molto tenue, con i subprime. Cosa sono i subprime? Tu hai una casa che vale 200.000 euro, dici che vale 1 milione e praticamente ci mangiano tutti su quella cosa là. Dai in garanzia che cosa? Non dai in garanzia un derivato, dai in garanzia la casa. Però cosa hanno fatto le banche? Hanno preso 1000 operazioni di quelle lì, li hanno cartolarizzate, le hanno messe su carta e hanno creato un asset da 1 miliardo.
un derivato, un asset bank security, lo hanno preso e l'hanno buttato nel sistema, che ha prodotto liquidità, ha prodotto soldi, va bene? Quindi a beneficio di chi? Delle multinazionali. Le multinazionali hanno fatto il bello e cattivo tempo. Questa è la cosa che dovete comprendere, perché la forza di queste elite è data dal fatto che tutte le multinazionali le controllano 5 fondi, 3 in realtà, quelli più importanti. Vanguard, State Street Capital e BlackRock. Il più importante è Vanguard, perché ha i meccanismi di schermo. Il più grande è BlackRock. Uno importante, più piccolo, tenete presente che BlackRock fa circa quasi 10 T di asset veri. Vanguard 7, poco meno di 3 State Street, però State Street Capital di Boston ha gli asset delle banche, cioè gli asset, scusatemi, le partecipazioni nelle banche, controlla molte banche e questo meccanismo di creazione del denaro viene dalle banche, quindi in realtà State Street, che è la più vecchia dei 3 fondi, è quello, se vogliamo, più importante. Poi c'è Vanguard, che è molto importante perché scherma. In realtà Vanguard controlla anche BlackRock e ha lo schermo. BlackRock è importantissimo perché tutto quello che è emerso ultimamente, tutti Bill Gates, l'informare, tutto è controllato prevalentemente da BlackRock. Soprattutto è controllata Aladdin da BlackRock. Chi di voi sa cos'è Aladdin? Tu? Allora, Aladdin è il motivo per cui io non gioco in borsa, perché giocare in borsa vuol dire farsi prendere in giro, perché voi dovete sapere che Aladdin è un'intelligenza artificiale controllata da BlackRock e questa intelligenza artificiale sono 7-8 anni che stabilisce come deve andare il mercato. Il mercato non è libero. Un'altra menzogna che è stata raccontata è che c'è un mercato in cui in questo momento la borsa dovrebbe crollare perché c'è la guerra. Non crolla, sapete perché? Perché c'è l'intelligenza artificiale che va a dire a tutti questi che hanno i soldi: guardate che qua ci stanno facendo il culo, dobbiamo difenderci, dobbiamo tenere duro, non dobbiamo pensare, non bisogna shortare, non bisogna speculare, bisogna tenere le posizioni per evitare. Chi ci dice cosa dobbiamo fare? L'intelligenza artificiale ti dice che bisogna comprare Doge, Come? Allora, le criptovalute sono state create essenzialmente dalla Cabala, dalla stessa ditta che lo hanno fatto per un motivo molto semplice. Ci sono delle eccezioni, XRP, però evitare... ci sono delle eccezioni, però in sostanza voi dovete comprendere perché hanno fatto nascere questa roba. La moneta complementare. Loro hanno un problema. Il problema è che c'è la Francesca Salvadori che è molto furba, molto scaltra. Con sta storia dei derivati si è fatta un conto corrente, 2 miliardi se ne è messi là, 3 miliardi ce l'ha là, 4 miliardi là, c'ha la multinazionale, tutti sti soldi che ha Francesca Salvadori. Nel nuovo sistema, poiché non passerà il Great Reset che ha cercato di imporre il WEF e prendere il collo tutti, ma passerà un reset che andrà addosso a queste elite, e lei come fa? Questi soldi dove li mette? Come se li porta? Come fa a giustificare che... Vi faccio un esempio concreto. Le multinazionali sono piene di debiti. Cioè qualsiasi multinazionale ha attivo e passivo in bilancio, no? Allora, nell'attivo ci avrà quello che c'ha i palazzi, i grattacieli, i know-how, i brevetti, le PMI che controlla, che si è comprata. Nel passivo c'è il debito. E come fa lei nel momento in cui si dice: scusa, ma tu questo debito non è garantito, tu non puoi rientrare, tu tutti questi soldi non c'è. Quindi cosa succede? Che la multinazionale va giù, il titolo di borsa va giù, la governance diventa contendibile. Da Davos il WEF, il World Economic Forum di Klaus Schwab, attraverso quei 6-7 fondi di investimento, i primi 3 ve li ho detti, ci sono gli altri, Barclays, Capital Manager, però quei 3 sono quelli più importanti, controllano 460 multinazionali, delle prime 500. Se voi andate a vedere PepsiCo, faccio per dire, Siemens, Microsoft, voi troverete
BlackRock, Vanguard, State Street, BlackRock, Vanguard, BlackRock, State Street, poi troverete Vanguard, BlackRock, Barclays, Capital e poi State Street. Cioè, così i primi azionisti, vi sto dicendo, da lì controllano tutti. Perché chi comanda il CEO in BlackRock, no? Che è quello che o di Vanguard, stabilisce che la cugina di Francesca Salvadore, la tiranna Francesca che ha tanti soldi, deve comandare la Microsoft piuttosto che la PepsiCo, piuttosto che la Nestlé, e a capo della Nestlé ci va un'amica di Francesca Salvadori che prenderà ordini da BlackRock e da Francesca Salvadori. Così funziona il sistema. È un sistema, la gente dice ma com'è possibile che funziona tutto così. I media, le aziende alimentari, le aziende farmaceutiche, le aziende informatiche, sono tutte comandate centralmente. Non c'è nessun mercato, non c'è nessuna libera concorrenza. Hanno fatto una tirannide comunista, che non sembra comunismo, perché sembra l'esatto contrario, sembra il liberalismo. Un'altra domanda, scusate se mi dilungo. Vieni qui dopo se vuoi le domande, solo da qua. Siccome so che sei un complottista e tu ami definirti tale, come ho potuto sentirti l'altra sera a Canale Italia di fronte all'accusa di D'Agro e diciamo ti sei compiaciuto? C'era D'Agro insieme a te, ospite a Canale Italia. Bene, detto questo dico, voglio fornire una chiave di lettura interessante che non ho sentito da nessun complottista, perché i complottisti amano praticamente prendere posizione. Da quello che capisco, ero stato presente alla tua conferenza il 13, ok? Sì, sì, ma io te lo dico per stimolare il ragionamento, solo per questo, perché è molto interessante. Allora, quando tu avevi nella precedente, diciamo, conferenza avevi preso diciamo, a favore per Trump, che Trump aveva bloccato l'innestarsi del nuovo ordine mondiale, quindi è l'altra parte del potere che si salda stasera perfettamente con la visione che Putin praticamente bloccherà definitivamente con la sua incisiva azione il nuovo ordine mondiale, quindi dobbiamo desumere che loro due sono insieme, giusto? Questa è, diciamo, la visione complottista, esatto, la tua visione, ma è un po' tutta, diciamo, è tipica di quelli dei complottisti. Io dico, non pensi, la domanda, arrivo al punto è questa, non pensi, visto che in quest'ultima, diciamo, esposizione di carattere tecnico-finanziario hai fatto emergere un altro spunto, e te lo faccio cogliere, che di fronte, diciamo, al potere del denaro, perché il vero segreto è che si sta cambiando l'architettura praticamente del denaro nel mondo, si sta spostando l'asse. Ecco, siccome pecunia non olet, ci insegnano i gesuiti, ok? Vedo che Kirill e il Papa si sono incontrati nel 2016 dopo 600 anni che non si parlavano più, vedo che Mario Draghi non prende posizione come l'ebete di Di Maio e addirittura è lui che suggerisce a Janet Yellen, lui da buon gesuita, di andare a bloccare le riserve praticamente della banca centrale russa presso, diciamo, gli attori che decidono le sorti del pianeta. Dico, non pensi che faccia parte anche Putin, insieme a tutti questi signori qua, niente po' di meno che un copione in cui ciascuno deve recitare la sua parte, perché entrambi sono praticamente i rappresentanti di un potere bicefalo che però trae ispirazione da un potere oscuro. Cioè questi sono coloro che compaiono, il potere oscuro è un altro. Questo mi aggancio anche dal punto di vista militare, perché stiamo vedendo una pseudo-invasione fatta di un paese di oltre 600.000 km², più grande della Francia, secondo in Europa, con 40 milioni di cittadini, con soli 100.000 uomini, dove 6 generali sono già dipartiti a miglior vita, perché hanno dovuto avvicinare il meccanismo di decisione rispetto agli uffici. Sì. Hai messo tanta di quella carne. Allora, Rinaldo, vai su Twitter, vedrai che il figlio di Donald Trump ha postato l'immagine del padre vestito con un completo il cui tessuto è fatto a mattoni. Mattoni vuol dire bricks. Allora, il figlio fa una roba scherzosa, è una presa in giro, ma cosa vuol dire? Vuol dire che c'è quello che tu hai detto, che è un piano, questa cosa qui,
per scassare il dollaro come moneta di riserva. Trump non sarebbe mai stato eletto presidente degli Stati Uniti d'America se qualcuno non avesse bloccato i brogli, perché questa è un'altra cosa da dire, questa è risaputa nell'ambiente. No, Trump nel 2016 Hillary Clinton era sicura di vincere. Sapete perché era sicura di vincere? Perché avevano fatto i brogli già nel 2012, perché altrimenti avrebbe vinto Romney e avrebbe perso Obama. Nel 2016 erano sicuri di vincere, avrebbero fatto i correttivi. C'è stato un satellite nello spazio russo che ha bloccato l'intervento sulle macchine Dominion. I media non erano preparati e li hanno fregati proprio alla grande, con Hillary Clinton che guardava. Guardatevi, perché la gente non è possibile. Perché? Perché è successo questo. Quando Hillary diceva perché il Russiagate, perché dice una cosa che è parzialmente vera, solo che non può dire il motivo per cui lei è sicura che c'è stato questo combutta, no? Perché Trump aveva più voti, lei voleva vincere con meno voti. Allora, questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che Trump non poteva perdere le elezioni del 2020 se non aveva la volontà di perderle. Nel momento in cui si era reso conto che non riusciva a tenere il paese perché gli avrebbero fatto confusione, guerra, tipo l'Ucraina, no? Come Euromaidan, avrebbero inventato la cosa che Trump è il bianco dominante. Cosa succedeva? Succedeva che andava disastro. Succedeva che avrebbe perso le elezioni. Allora, quello che tu dici è condivisibile fino a un certo punto, nel senso che l'elite traggono ispirazioni da concetti astratti, ma ci sono i concetti astratti delle ombre e i concetti astratti della luce. Allora, le massonerie a cui fanno riferimento quelli che hanno bloccato il grande reset di Davos sono massonerie della luce. Quindi quello che tu dici, io non sono massone, lo voglio dire, non schifo chi è massone, ma sono indifferente. Però quello che tu dici va contestualizzato, perché Trump non recita un copione, Trump governa il mondo, contribuisce a governare il mondo in base al ruolo che è opportuno lui prenda. Nel momento in cui non può comandare e non può far uscire quello che c'è dall'Ucraina in maniera dolce perché viene bloccato, cosa fa? Fa un passo indietro e fa fare un lavoro a un altro. Perché Putin, cioè la cosa che la gente non ha compreso, ma quando Biden faceva al 20 febbraio del 2022 il discorso dell'Unione e stava attaccando Putin, stava dicendo di attaccare, Putin parlava con Trump al telefono e hanno reso pubblico la telefonata. Hanno detto: io ho sentito Putin che attaccherà. Ed è una roba che non si può concepire, perché quello è il presidente uscente che non dovrebbe proprio fare politica. Quell'altro è il presidente, tu cosa fai? Chiami per dire sto andando a rompere il cazzo a Biden. Quindi ci fa capire che c'è una situazione in cui Biden è il presidente degli Stati Uniti d'America. Cioè, l'America non è unita. La NATO, Trump ha contestato la NATO, vuole rimodulare la NATO. La NATO non ha nessun senso, era un'alleanza che serviva per bloccare l'Unione Sovietica e proteggere l'Europa dall'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica non c'è da 30 anni e passa. Che serve sta NATO? Dottrina Clinton negli anni 90, serve a proteggere i diritti umani qua là. Abbiamo visto come li hanno protetti, hanno bombardato in Serbia, tutto spiato. Quindi è evidente che la NATO non serve a niente ed è un carrozzo. Il problema è che Trump fa fatica, perché uno che salta fuori e dice Make America Great Again, poi dice il dollaro di riserva è male e bisogna toglierlo, ed è un vantaggio che l'America ha avuto col dollaro di riserva. La NATO ha rotto i coglioni, bisogna toglierlo. E come fa a fare queste cose? Cioè è anche complicato agire. Quindi se uno commisura gli obiettivi che aveva Trump a quello che lui poteva fare, nel momento in cui non lo riconoscevano come leader, aveva problemi nel Partito Repubblicano, la strada che lui ha scelto è stata quella giusta. L'altra cosa che mi ha chiesto qual era? Mi è sfuggito, incredibile.
Allora, no. Allora, Draghi risponde ai gesuiti. Draghi, lo dico qui, me ne fotto, Draghi è sotto ricatto, è sotto minaccia. Draghi non è libero, come tutti quelli a un alto livello, Draghi ancora di più, ma non è libero perché questi qui stanno giocando per salvarsi, per salvare il salvabile, poiché qua sono molto forti, perché in Italia sono molto forti in realtà, anche per colpa di un popolo che è appecoronato, no? E quindi sono forti. Draghi deve attaccare l'asino dove il padrone gli dice, nel momento in cui gli dicono, lui è un po' come Mussolini nella seconda guerra mondiale tra il 43 e il 45. Cosa faceva Mussolini? Doveva obbedire a Hitler. Poi magari lui non voleva obbedire, voleva fare altro, si rendeva conto che la guerra era persa, però lui doveva andare avanti in quella direzione. Nel 42 tutti sapevano che la guerra era persa, va bene? Lui si è tolto di mezzo perché dice qua mi vado a spalaccare contro me, però ha continuato, va bene? E ha fatto una brutta fine. Quindi Draghi ha paura perché non sa chi potrebbe volerlo vedere morto. Questo è il... Sì. No, vabbè, nel senso... No, allora, del popolo tutti, perché lui è l'emblema, no? Come Cossiga, detto bene, no? Un vile affarista, eccetera, eccetera, eccetera. Però lui non sa, quindi Draghi che cos'è? Draghi è il leader politico in questo momento, la persona più potente negli anni della globalizzazione, quello che ha fatto il servo di certi paesi, quello più responsabile dei disastri, perché quando i giornali ti dicevano il quantitative easing è una presa in giro colossale, enorme, perché tu crei del denaro con un click dal nulla, lo imputi sul bilancio nazionale e fai pagare gli interessi a un privato perché lo dai in Germania. Cioè, ma è una roba evidente che è una truffa, è un imbroglio. Lei diceva 115 miliardi, io ricordavo 80-85. Allora, vuol dire rubare, togliere, vuol dire che gli italiani producono ricchezza reale, ma sostanzialmente vivono, quindi consumano e risparmiano, con una ricchezza minore di quella che hanno prodotto, perché c'è qualcuno che gliel'ha portata via utilizzando questo artificio. Questo vuol dire in sostanza. Allora, questo se lo capisce Landi, ma lo capisce benissimo anche Draghi, solo che Draghi lo ha fatto. Lo ha fatto perché c'era un disegno, il disegno della globalizzazione, che era un imbroglio, perché la globalizzazione è stata un imbroglio. Quindi io cosa penso? Penso che Draghi non sia in asse con Putin, ma Draghi ha capito che ha perso come Mussolini nel 43 e nel 44, sa che è una situazione difficoltosa, dall'altra parte si trova un deep state che deve proteggere le posizioni, perché possono perdere il Papa, possono perdere la leadership dei gesuiti, perdono tutti i conti correnti, perdono il controllo delle multinazionali. Ma quanto ci vuole portare via agli Elkann alla Fiat? Niente, nulla, è tutto a debito, nel bilancio è piena di debiti la Fiat. Cioè, se tu fai un Great Reset, il Great Reset, se avesse vinto Davos, quindi il popolo sarebbe spacciato, va bene? Se invece il Great Reset si farà il reset finanziario con un nuovo meccanismo, ma le logiche sono quelle di Giulio Cesare, i leader dei populares fanno un mazzo così a quelli dell'elite e gli tolgono il potere, cioè le logiche sono quelle. Quindi poiché loro sanno queste logiche, prepariamoci perché avremo un futuro di prosperità, di benessere. Quello che diceva Francesca è verissimo. Noi abbiamo tecnologie che non utilizziamo, ma questa è un'altra puntata. Altre domande? Quello che dicevo io però è che non so se ci riusciremo. Cioè, sarebbe possibile da domani mattina? No, vieni. No, lui? Come non, quale? Scusa. Allora, questa guerra ha utilizzato Putin gli armamenti minori, ha utilizzato pochissimi soldati perché a lui non interessa vincere militarmente perché dice io sono il macio, sono la Russia. A lui nessuno gli può fare niente. Non so quante migliaia di testate nucleari c'ha, chi è che può fare del male alla Russia? Nessuno. Va bene?
Lui utilizza questa guerra, sta utilizzando questa guerra, così come Trump e Putin hanno utilizzato il Covid fatto da loro, voluto da loro, per avere un vantaggio politico e per farli andare giù, un po' come negli scacchi. Se negli scacchi io gioco, che ci sta uno che mi sta aggredendo e magari sacrifico un pezzo per avere un vantaggio di posizione, lo faccio, come nel judo. Se arriva uno che mi vuole dare un pugno, è un judoka, subisco questo pugno, ma cerco di sbilanciarlo, magari gli spezzo una gamba, dici, hai preso il pugno, però dopo continuiamo, lui ha la gamba spezzata e io magari c'ho un po' male qui. Questa è la logica perché magari gli ho disarticolato la gamba. Questa è la logica è questa. Grazie al Covid gli hanno tolto la Fed. Oh, ma sapete cosa vuol dire? Grazie al Covid hanno messo Powell lì alla Fed, Trump, e Biden l'ha riconfermato. Questo dimostra che Biden non conta una mazza, ha rinnovato quello. Ma questa è una cosa importante, perché gli altri nel mondo dicono minchia, Trump non ha perso. Il 99,9% delle persone è convinta che Trump non conti niente, che ha perso, perché il solito maschio doveva i fatti di Mentana, eccetera. Però le persone che capiscono il potere lo sanno. Draghi sa benissimo qual è la situazione e ti potrei dire anche delle cose del perché lo sa, però non lo dico per una questione che no. Dopo conferenza, allora, Draghi sa benissimo qual è la situazione ed è in grande sofferenza e lui è costretto a dire no ai mini bot. Ci sono i mini bot sul tavolo e probabilmente non vedo l'ora di scappare, di andare via, ed è quello che l'ho anche accennato. Comunque, completo. Via. Riguardo i debt jubilee, il perdono dei debiti. Sì. Il debt jubilee. Allora lui chiede il condono dei debiti. Lui dice riguardo al condono dei debiti, utilizziamo un termine italiano che è più facile. Allora, vuol dire, il condono dei debiti parla di giubileo. In realtà il giubileo è una cosa che c'è sempre stata. Il giubileo c'era proprio per condonare i debiti. Infatti la Chiesa Cattolica, che era anche pervasa da nobili sentimenti, sapeva molto bene che nelle leve finanziarie si nascondevano i meccanismi per creare iniquità e creare sottomissione e schiavitù. E quindi ogni 100 anni si faceva, anche 8 anni, si faceva il giubileo. Il giubileo serviva anche a condonare i debiti. Allora, il problema qual è? Bisogna comprendere che ci sono debiti che sono da condonare e debiti che non sono da condonare. Mi spiego. Se la multinazionale ha avuto 2 miliardi a debito e si è comprata le PMI, si è pagato quest'altro, se tu gli vai a condonare quei debiti, lui praticamente si è fatto un impiego, cioè ha fatto un asset, un patrimonio, togliendolo agli altri, a tutti gli altri che non hanno capito. Tu lo condoneresti quello lì? No. I meccanismi di condono del debito attraverso dei piani che io ho letto, che però non so se verranno attuati, perché tu capisci che è una cosa talmente grande dove ci può essere tutto, il contrario di tutto, ci può essere il fumo e il controfumo. Il QFS sarà un meccanismo che prevederà il ritorno al gold standard, l'impiego di un'intelligenza artificiale che c'è già lanciata da Trump nello spazio, diversa da Aladdin, che darà le indicazioni su quelli che sono i flussi finanziari per massimizzare il benessere dei cittadini, abbattere la disoccupazione, fare in modo che non ci siano persone che lavorano, che vivano per lavorare. Questi si possono già fare in realtà, perché noi produciamo una ricchezza molto più grande di quella di cui godiamo. Questa è una cosa che la gente non lo ha compreso, però in realtà il sistema funziona e ci prende per il collo con le bollette, con le cose, perché è tarato per tenerci come i cani col collare a sgozzo. Così funziona il sistema, è fatto per questo. Il condono dei debiti io non so come verrà fatto, però la logica è che vincerà il BRICS, Trump, questa, diciamo, l'alleanza. Il condono dei debiti sarà fatto dove i grandi verranno destrutturati
perché il debito non gli verrà condonato, non gli può essere condonato. Il debito invece che magari qualcuno ha avuto una PMI e ha pagato tanti interessi, io però non lo so come si riesca a attuare, quel debito là può essere condonato, va bene? E come si fa a condonare questo debito? Io utilizzerei un criterio strano, uno che ho visto io. Si guarda il capitale umano, si guarda la nazione e si riconoscono dei soldi. Cioè a lui gli diamo 15.000 euro, tu hai 15.000 euro. Questo sarà probabilmente il meccanismo che vuole adottare l'altra parte, perché quello che hanno adottato per il Covid-19, l'ho detto anche l'altra volta, per il Covid-19 Trump come ha utilizzato? Ha utilizzato l'helicopter money, ha fatto produrre 3T di soldi dal niente, dalla Fed, e li ha messi sui conti correnti, perché in questo modo in Italia stiamo facendo diverso, perché in Italia creiamo il meccanismo che tu devi fare il piano di resilienza, eccetera, che vuol dire che cercano di fare il possibile per aiutare l'elite, i soldi dati dall'elite, i settori di interesse dell'elite. Questo è quello che cercano di, ma non esatto, cercano di fare questo. Come verrà fatto? Non lo so, perché il motivo per cui c'è la guerra nel mondo in questo momento è questo. Se io ti parlo dell'Ucraina, ti dico che l'Ucraina è molto importante, la devi vedere come la terra dei Khazari, come Putin, Giulio Cesare, tutti questi discorsi che ti ho fatto, storici, non è che vuoi far vedere che sai la storia, no, perché dalla storia tu comprendi che c'è una contrapposizione tra chi ha una visione dell'umanità in cui il popolo deve elevarsi e chi invece ha una visione diversa, in cui il popolo deve stare sotto, non deve occuparsi di cose come ad esempio la spiritualità, perché tutto quello che noi facciamo di importante ha un impulso spirituale. Quando noi ci innamoriamo di una donna e magari facciamo un progetto di vita, lo facciamo perché abbiamo un impulso spirituale. Quando noi creiamo un'azienda o un prodotto o decidiamo diventerò un medico, cos'è? È uno slancio spirituale. Questo concetto voi lo dovete considerare estendibile per altre cose, perché se noi lavorassimo molto di meno avremmo più tempo per dire ma vale la pena incazzarsi quando guardo in macchina e magari mi trovo uno. Devo essere più buono con gli altri, perché magari se io sono buono non è che lo faccio perché io voglio essere buono, perché voglio essere un buonista, ma perché è intelligente essere delle persone buone, perché lo faccio io, poi lo fa lui, viviamo meglio. Mi sono spiegato? Quindi quando io sento anche parlare dei pleiadiani, di questi alieni, non lo so se esistono, no? Io ho delle persone con cui sono in contatto, dicono che sono in contatto, a me non mi ci hanno portato, a me non mi cagano, però loro dicono che sono in contatto. E sono come dire, dei piani di ispirazione, li possiamo chiamare alieni, extraterrestri, li possiamo chiamare in tanti modi, però sono delle ispirazioni che spingono l'umanità a sviluppare una natura spirituale che c'è in noi, va bene? Dall'altra parte ci possono essere altre ispirazioni più materiali, più concrete, no? Quando voi vedete questi massoni che utilizzano il 6 è il numero del materiale, della materia, quindi magari sono ispirazioni più concrete alle cose tangibili. Quindi ritorno alla domanda che mi aveva fatto Rinaldo, sta là. Quindi certo che ci sono delle ispirazioni, certo che l'elite crede a cose a cui noi non crediamo, no? Come disse JP Morgan, alle ispirazioni trascendenti i milionari non credono, fanno bene, è giusto che non ci credono i miliardari. Quindi traetene voi le conclusioni se credere o meno. E quando lo disse lui, i miliardari equivalgono ai trilionari, perché avere 1 miliardo, c'erano pochi di miliardari ai tempi di 100 e passa anni fa di JP Morgan. Altre domande? Vieni. Com'è? Allora, quando tu parli della Cina parli di un paese che ha quasi 1,5 miliardi di persone. La Cina è il leader
è a favore dell'alleanza, perché Xi è sempre stato favorevole all'alleanza, però la Cina è uno stato in cui il deep state, diciamo deep state, è sempre stato molto forte. Il deep state è fortissimo in Cina, infatti da lì hanno fatto anche, diciamo, partire la narrazione del... Quindi tu devi comprendere che così come noi possiamo essere divisi, perché magari c'è Francesca che pensa una cosa e Draghi che ne pensa un'altra, anche in Cina, che fa 1,5 miliardi di persone, è così. Il leader Xi in questo momento è dominante. In questo momento abbiamo visto che Xi a settembre 2021 ha mandato a spendere Soros. Soros ha attaccato Xi, bisogna cambiare questo leader, no? Xi Jinping, il leader, perché non rispondeva più, perché ha ribaltato la linea, perché ha rafforzato questa storia del BRICS, perché in pratica non ubbidisce più al World Economic Forum, ed è un problema per loro, perché se voi vi ricordate 4-5 anni fa al Wall Street Journal in videoconferenza, Soros disse il dollaro come moneta di riserva non ci sarà più, ci sarà lo yuan, la moneta cinese, ci sarà un declino controllato. Infatti l'agenda è Davos 2030, prevede che il meccanismo rimane lo stesso, no? Solo che invece di essere incentrato sul dollaro, sulla SEC, sull'Universal Commercial Code, come è stato dagli anni 33 ad oggi, il loro Great Reset prevedeva altre dinamiche, altre tecnologie, ma il loro perno era Pechino. Ma questa cosa non sarà più così, non sarà più accettata, perché sta passando il mondo multipolare. Questo dovete ben comprendere. BRICS non è una cosa di poco conto, tra l'altro è nata su ispirazione anche dello Schiller Institute, quella cosa della NATO che anche io ho firmato. Quindi è una cosa apparentemente lontana, apparentemente astratta, ma che è molto importante. Non so se ho risposto. Vabbè. Dal punto di vista finanziario, allora, dal punto di vista finanziario la Cina ha attratto grande giovamento nell'epoca della globalizzazione, perché il concetto della globalizzazione è che la Cina doveva produrre le merci. Questo gli ha comportato una situazione di grande favore nella bilancia, a parte di crescita del PIL, perché voi dovete sapere che il PIL, una componente del PIL è il saldo attivo esportazioni-importazioni. Avendo molte esportazioni, ha grande crescita di PIL e ha anche grandi dollari e euro, perché quando noi compriamo dalla Cina, come paghiamo? Con gli yuan? No, paghiamo con gli euro. Quando comprano gli americani pagano quindi la Cina è diventata potente in questo momento. Però la Cina ha giocato a nostro favore e a favore di Trump e Putin. Per quale motivo? Perché ha fatto fallire Evergrande. Vi ricordate che vi avevo detto, vedrete che Evergrande salterà in aria, Cassia, ve l'avevo detto l'altra volta, vedrete, non vi preoccupate perché adesso hanno pagato 70 milioni, si troveranno a pagare 2 miliardi a marzo. Dove li prendono questi 2 miliardi? Non ci sono, io ve l'avevo detto, e infatti Evergrande, Cassia, Fantasia e altri 3-4 fondi immobiliari cinesi collegati a Vanguard, perché il fondo emittente è Vanguard, hanno detto noi il bilancio non lo presentiamo, perché sono saltati in aria. Questa cosa vuol dire? Vuol dire che sta arrivando un bel bucone in pancia a Vanguard. Non so se vuol dire che stanno arrivando problemi dalla Cina, quindi finanziariamente la Cina sta giocando contro il World Economic Forum, contro il grande reset. Quantunque è assolutamente evidente che 2 anni fa la Cina, anche se c'era all'apice dello Stato Xi Jinping, giocasse per loro, perché la Cina sono quelli venuti lì con le mascherine, con l'FFP2 e le altre minchiate del Covid-19. Altre domande? Allora, la teoria l'ipotesi che Draghi lasci il governo e vada a fare segretario della NATO è un'evoluzione positiva o negativa per le nostre aspettative? Allora, questo ci deve far capire che cos'è la NATO. Leggevo l'altro giorno che il segretario di Stato Stoltenberg, il segretario della NATO Stoltenberg,
dovrebbe andare a ricoprire l'incarico di governatore della Banca Centrale della Norvegia. Cioè, voglio dire, no, non sto scherzando, quindi vi fa già capire che, no? Allora, a questo punto anche Draghi ha un problema. Draghi ha un problema, che non è diventato Presidente del Consiglio e ci potrebbe essere qualcuno della Repubblica. Il problema è che qualcuno che gli vada a presentare un conto. Mi auguro e spero che non sia come quello presentato al suo illustre predecessore, dittatore, perché quello è raccapricciante, no. Però qualcuno sicuramente andrà a creargli dei problemi. Se fosse per me li creerei, no? Non fosse per il piacere di fargli fare un po' di anni di caccia. Quindi lui deve proteggersi. Come conta di proteggersi? Scappare su questa storia dei mini bot, perché c'è chi vuole introdurli, lui sta dicendo no. A agosto cade il governo e lui deve andare in una situazione dove c'ha delle guarentigie giuridiche che non lo possono arrestare, che non c'è un PM che lo va a acchiappare e dice: senti, sai che ci sta di nuovo? Che adesso lo diamo noi un segnale a quelli del World Economic Forum, vai un po' in carcere. Cioè, questo è quello che teme Draghi. Quindi l'ipotesi che lui vada in un po', o ritorna in qualche posto dell'Unione Europea, ma l'Unione Europea non è solida, sta crollando. La cosa più solida che c'è è la NATO, ma anche sulla NATO si sta attaccando. Io ho parlato dell'appello dello Schiller Institute per rimodulare la NATO, ma è una cosa che si può fare, cioè si può destrutturare anche la NATO. Quindi, come disse un'intelligenza artificiale governata dall'intelligence che si chiama Q, secondo me non sapranno dove scappare. Io la vedo così. Altre domande? Allora, l'euro doveva finire. Allora, l'euro sostanza. Allora, prima cosa che ci tengo a dire, l'euro è sempre stata una moneta fittizia, perché in realtà l'euro è un trattato per un cambio fisso nei paesi della zona euro. Questo è. Che poi venga utilizzato un pezzo di carta convenzionale, quindi una misura di valore, e che questa misura di valore essenzialmente sia stata mossa attraverso impulsi digitali, attraverso l'informatica e dai privati, perché questa è la stortura dell'euro, che gli stati, utilizzando Maastricht, non hanno più fatto indebitamento, le politiche keynesiane per lo sviluppo, soprattutto in Italia, non si sono potute fare, ma la ragione di tutto di tutte queste cose sono dei trattati, tra cui c'è l'euro. L'euro secondo me crolla, secondo me torneremo alle monete nazionali, perché nel momento in cui passerà la logica del QFS non si può avere una moneta senza uno Stato. È una cosa che non ha un senso, almeno per come la capisco io, la macroeconomia non ha un senso. Poteva avere un senso qualora si riuscisse a fare uno Stato, magari come ipotesi. Secondo me non si poteva fare perché troppe differenze, non lo riusciamo a fare in Italia uno Stato come si deve, perché noi riusciamo a fare uno Stato dalla Calabria alla Norvegia, alla Svezia, quello che non si riesce, secondo me, è una roba che non sta in piedi. Quindi l'euro è destinato nei piani dell'alleanza ad essere distrutto, a ritornare centrali i patrioti. Dei discorsi di Trump sono chiarissimi in questo, e poiché anche Putin ha interesse a sfasciare l'Europa, e la sta sfasciando, perché l'altra cosa che dovete mettere a fuoco è sul gas. Io non ho parlato per questione di brevità, ma sul gas la Germania è presa per il collo, perché la Germania non può mandare a quel paese Putin, non lo può fare. E allora sta mantenendo in piedi la questione del gas. Mantenendo gli approvvigionamenti del gas da Putin, sta facendo incazzare quelli del World Economic Forum. Che cosa gli è successo? È successo che due fondi di investimento, allora Vanguard e Capital Management, che avevano il 7,5 uno e il 5,5 l'altro, di Deutsche Bank, hanno venduto sul mercato 2 giorni fa la notizia, hanno preso e hanno svenduto le azioni. Cosa vuol dire? Vuol dire ci state rompendo le scatole, Schulz, stai esagerando.
cioè tu esisti perché noi abbiamo reso la Germania grande, perché la Germania, così come la Cina, ha avuto grande giovamento dalla globalizzazione ed è il paese messo a pecora per quello che riguarda questa storia dei derivati. Voi considerate che in Deutsche Bank ci sono circa 54 trilioni di valori in derivati. Se voi ne mettete un 20% farlocco, abbiamo 10 T di buco in Deutsche Bank. Avremmo 10 trilioni di buco, vuol dire 5 volte il PIL e oltre il PIL dell'Italia in buco. Viene giù tutto, tutta l'Europa viene giù. Quindi la situazione è veramente particolare. Quando mi chiedete ma cosa devo fare io, lascio le obbligazioni o... Le obbligazioni sono soldi prestati a un'impresa, va bene? Se l'impresa va giù, perché il bilancio magari va giù, per la situazione che va giù, per un fatto straordinario, l'impresa va giù, amici cari, amici belli, statevi bene, non vi do i soldi e quindi vi prendete il buffo. Quindi non è da mettere anche nelle obbligazioni, ma le obbligazioni sono sicure se la situazione è normale, pure le azioni sono sicure se la situazione è normale. Ma se Aladdin tiene le cose, ma appena Aladdin prima o poi non terrà, perché stanno succedendo cose per cui la situazione non terrà, succederà che vada tutto giù. Un'altra domanda? Volevo chiederti se potevi aggiornarsi sulla situazione di altri paesi, vedi Francia con Macron, Canada, di Germania hai parlato, Australia e il ruolo dell'Inghilterra con i servizi segreti. Mamma mia. Allora, facciamo 3 conferenze su tutto quello che va a chiedere molto brevemente. Allora, la Francia è in una situazione molto particolare perché si trova tra 2 settimane ad un ballottaggio dove potrebbe effettivamente vincere Marine Le Pen. Renzi, c'è stata una dichiarazione di Renzi, ha detto se vince Macron l'Europa si salva, se Macron non vince l'Europa non si salva. La situazione della Francia è questa, le elezioni sono state sempre truccate perché in realtà Macron ha vinto con i brogli, adesso lo voglio dire, non me ne frega niente che mi danno del complottista, però è così. Ecco, non lo so cosa succederà, chi prenderà il potere in Francia. Secondo me, dato che Macron si era preso la briga di andare a parlare con Putin per bloccare la guerra in Ucraina e in pompa magna Macron è arrivato lì, ricordate? Vedendo quello che è successo, Macron non ha il controllo. I rapporti tra Francia e Russia sono sempre stati importanti e i grandi leader, la parola grande leader è un'esagerazione per Macron, si sono sempre scontrati con la Russia. Napoleone ha perso quando è andato a rompere le scatole alla Russia e secondo me Macron a questo giro si fa male, però è una mia previsione, può essere sbagliata. Secondo me non vince, non lo fanno vincere. Questo è quello che io percepisco. Anche questo Draghi che a agosto si sta progettando la via d'uscita mi fa capire che qui la nave sta affondando e i topi iniziano a agitarsi. L'altre cose, il Regno Unito. Il Regno Unito è un casino. Tu mi hai chiesto del Regno Unito, ma il Regno Unito è un casino. Cioè, stai parlando di un paese che è uscito dalla zona euro, ma che ha tutte le banche e che è praticamente un centro come il Vaticano e come Washington del sistema, perché il sistema è stato costruito anche a Londra. Londra è un'altra. Quindi le altre cose, il Canada. Sul Canada io ho fatto in piazza una battuta che mi fa ancora, la ripeto e rido. Quando io penso al Canada penso a Trudeau e alla casetta nel Canada, cioè che se ne esco la barba, che scappa in una casetta del Canada, perché il Canada è l'altra situazione che ha dimostrato che loro sono in grande difficoltà, i leader della globalizzazione, i leader messi lì dal World Economic Forum sono in grande difficoltà perché diciamo, la vicenda dei camion è fortemente significativa, cioè loro riescono ad avere il potere e riescono a mantenerlo senza fare democratici.
Loro accusano Putin di cosa? Non so se vi è mai capitato. Se voi andate a Mosca non potete parlare, qui invece potete parlare, lo ripetono sempre, no? Avete sentito? Allora, non esiste una bugia più grande, perché l'unico caso in Italia in cui sono sospese le libertà costituzionali non è per pandemia, c'è solo un caso, quando lo Stato ha una situazione di guerra e c'è la sicurezza nazionale militare. Allora, nel momento in cui Putin ha dichiarato che c'è un problema di sicurezza nazionale, perché questi qui vogliono mettere le testate nucleari in Ucraina, perché questi qui hanno creato agenti patogeni che possono essere sparsi, addirittura anche genetici, poi lo vedrete che salterà fuori questa notizia, cioè che colpiscono quelli di certe etnie, no? Anche il discorso che vi ho fatto, i sarmati, no? Cioè, solo per DNA. Nel momento in cui dichiara questo, lui dichiara una situazione che anche in Italia è prevista, che tu non puoi andare il giornalista non è che può andare, che c'è il telegiornale, a fare Putin qui non lo può fare, non lo facciamo noi, che siamo una democrazia costituzionale, noi non lo potremmo fare. C'è una sicurezza nazionale, c'è una guerra, non è che puoi fare dibattiti e fare il buffone e attaccare il capo del presidente, non si può fare. Quindi quando vi dicono questa cosa, vi dicono una bugia, vi dicono una menzogna. Altre domande? Sì. Visto la situazione, c'è un gran parlare delle criptovalute, volevo sapere la tua posizione anche rispetto al QFS, insomma tutto questo scenario che si sta aprendo. Grazie. Allora, le criptovalute, i bitcoin, riferiamoci alla prima criptovaluta, la più importante, il bitcoin. Allora, il bitcoin è stato inventato da loro, dalla Cabala, perché loro avevano intenzione di creare un meccanismo che riuscisse a saltare l'origine dei fondi. È il discorso che facevo prima scherzosamente riferendomi a Francesca Salvador che ha i miliardi, ma l'origine dei fondi è traballante. Allora, cosa fa Francesca Salvador? Mette i soldi sul bitcoin, quindi rafforza un sistema alternativo e chiaramente nella misura in cui i petrolieri accettano il pagamento di una nave di petrolio con i bitcoin oppure si riescono a fare transazioni con i bitcoin, ha creato una moneta, ha creato un nuovo meccanismo. Quindi il mio giudizio è pessimo. Trump ha dichiarato guerra ai bitcoin, esistono altri meccanismi di monete alternative col blockchain, con degli asset dietro, che sono più sicuri, sono più, diciamo, garantiti. Però se qualcuno mi fa una domanda vuol dire che non è esperto, quindi io suggerisco di stare alla larga da queste cose qua, perché ci si può fare molto male, perché se uno ha bisogno di chiedere a me vuol dire che ha un'idea, una vaga idea. Bisogna avere un'idea molto precisa quando si mettono i soldi in questi meccanismi, perché noi siamo un pochino come le persone che stanno per uscire dal casino. Siamo tutti entrati nel casino, abbiamo tutti le fiche, c'è chi ha giocato, ha vinto e quindi magari si trova 10.000 euro e 10.000 euro sono effettivamente 10.000 euro, sono soldi. Poi c'è chi invece ha ricevuto dal casino 200.000 euro, deve uscire e dice cazzo, io ho ricevuto 200.000, ne ho 180, in realtà dovrei dare io 20.000 euro. Che faccio? Ma sì, facciamo un bel reset, condono dei debiti, chi ha dato ha dato, chi ha avuto, scurdammo ciò passato, sì, menavole, vai sa. Questo è il grande reset come vorrebbero fare loro. Quindi i miliardari si tengono i miliardi e magari i piccolini, poiché c'è il riequilibrio, bisogna fare la tassa patrimoniale perché c'è il debito pubblico, Greta Thunberg è stata molto chiara e non c'è più tempo, il mondo va a fuoco, la tassa per avere, e tolgono i soldi. Già ce li hanno tolti a miliardi. Cioè, tenete presente che 60 miliardi in un anno vuol dire 1.000 euro a italiano. Chi ci tolgono? Cioè, hanno tolto anche più di 60. Allora, provate a immaginare che per 20 anni vi tolgono 1.000, cioè quanti soldi vi hanno tolto? Cioè, voi non l'avete, cioè, questo non l'avete messo a fuoco. Cioè, voi potreste avere un tenore di vita 2 volte e mezzo quello che avete. Solo che da 30 anni a questa parte, poiché una parte dell'Italia ha detto che Andreotti era un farabutto, Craxi un cinghiale, e alla fine praticamente abbiamo avuto dei leader politici
che ce li hanno fatti rimpiangere quelli lì. Io ero piccolino, ma dopo bastava sentire parlare uno di quei leader e confrontarlo con Renzi o con Di Maio per capire che la qualità politica che potevano esprimere. Ecco. C'è un'altra Giusto domanda? per capirci, solo negli ultimi 30 anni abbiamo pagato circa 3.000 miliardi solo di interessi sul debito pubblico. E se pensate che il debito pubblico è di 2.500 e qualcosa, voi avete, cioè noi non avremmo debito, noi abbiamo pagato, questo debito è formato solo da interessi. Ecco perché diciamo che è la grande truffa. Grazie Francesca. Tornando alla questione ucraina, hai parlato dei 3 obiettivi che ha Putin, ma ne hai spiegato chiaramente uno solo, anche se gli altri immagino li hai spiegati tra le righe. Potresti tornare su quel punto lì, per favore? Grazie. Allora, Putin aveva 3 obiettivi. Il primo obiettivo era proteggere le repubbliche del Donbass. Questo è il primo obiettivo. Il secondo obiettivo era arginare questa cosa dell'Unione Europea e della NATO, perché l'Ucraina è. Il terzo obiettivo, il più importante, l'ho citato comunque in maniera, è la denazificazione. Denazificazione. Non mi riferisco solo alle truppe Azov, cioè a quelle diciamo radici molto forti che ci sono in Ucraina e che comportarono l'impiego di soldati ucraini e anche russi contro Stalin nella campagna di Russia nella seconda guerra mondiale. Mi riferisco proprio alle logiche attraverso cui si concepisce, ad esempio in Ucraina, che le donne debbano produrre feti. Questa è una cosa che dovrebbe essere raccapricciante, no? Anche a chi si dice sono atea. Prendono le donne, le pagano, si mettono incinta, fanno un aborto, prendono queste linee cellulari fetali e quando voi vedete vaccino mRNA, linea cellulare fetale, vuol dire aborto, vuol dire una donna sfruttata per fare un aborto. Queste cose vengono fatte in Ucraina. Dici no, ma questo è così. E mi è successo questo, di spiegare una roba del genere, anche a persone che poi ho scoperto essere analfabeti funzionali tecnicamente. Dicevo, guarda che nei vaccini mRNA ci sono feti abortiti. Non è vero, cosa dici? Come no? Certo, fanno gli aborti, ma non dire fesserie, sono stronzate. Allora, vai a vedere linee cellulari fetali, vuol dire linee, cellule di feti umani. Ma non è aborto, linee cellulari fetali, mi ha risposto questo qui. Perché la gente non ha capito che il nazismo, ma quello il nazismo c'era una volta, non c'è più. Quello è nazismo, perché tu hai disprezzo per la vita umana. Concepire un agente patogeno che in base a come il DNA dell'individuo funziona e ti crea malattie, no? Che cos'è? È nazismo. Quindi denazificare vuol dire togliere potere a chi è nazista. Vi do uno scoop, probabilmente Ludmila lo sa. Uno dei più importanti leader oligarchi dell'Ucraina, uno vero che conta, amico di Soros, si chiama Kolomoisky, tu lo conosci? Kolomoisky ha tante televisioni e ha praticamente creato Zelensky. Come? Private banca, bravo. È un banchiere. Infatti è amico di Soros, non è che Soros è amico di Francesca Salvador, Saros Beatrix, è amico di un banchiere, anche se c'hai tutti questi soldi, da oggi. Allora, Kolomoisky ha creato Zelensky in che modo? Finanziandolo, facendogli fare il buffone nel servitore del popolo, una serie TV, ha avuto un grande successo e ha creato. Ma Kolomoisky ha fatto un'altra cosa importante, che è spuntata fuori in Inghilterra, questo per farti capire che l'Inghilterra è particolare, al The Guardian, ottobre o novembre 2021, non ricordo, c'era la notizia, Pandora Paper, delle carte che provano che nel momento in cui veniva dato 1 milione alla Quartal 95 per produrre i servitori dello Stato, i servitori del popolo, e quindi creare Zelensky, ne venivano dati 10 ai battaglioni Azov.
perché nella guerra di Crimea, non nella guerra di Crimea, nella situazione Crimea del 2014, no? Vi ricordate, Euromaid 2014, Putin ha tenuto... Cosa si sono resi conto questi, diciamo, del World Economic Forum? Si sono resi conto che i russi erano più cazzuti e i soldati ucraini non ci credevano nel fare, anche perché sono parenti ucraini e russi. Si mettono a fare la guerra a chi? Non la fanno. Ecco, allora loro hanno bisogno di persone che facciano la guerra e quindi avevano bisogno di esaltati e quindi hanno alimentato questa storia, hanno anche creato un soggetto, CISPO, come si chiama, no? Che fa cultura di odio. Io ho postato sul mio canale un'immagine di una donna ucraina che taglia la gola a un russo, cose oscene, un'attrice ucraina che ha fatto un video, un promo, dove parla vomita odio sui russi e poi si vede che prende la falce e taglia la gola, uno russo che muore, così, robe raccapriccianti, ma queste cose sono state fatte con i soldi di Kolomoisky, di questo oligarca, private bank, signore delle televisioni e quant'altro. E oltre a questo spettacolo, lo spettacolo del buffone Zelensky, ha prodotto i battaglioni Azov, perché i battaglioni si fanno con i soldi, va bene? Le guardie russe a Trotsky e a Lenin gliel'hanno pagate le banche quando hanno fatto la rivoluzione bolscevica del 17. Rothschild, sì. Assolutamente, le banche, io ho detto le banche, intendo quelle banche, certamente non la cassa di risparmio di Batte la Pesca, no? Altre domande? No, quindi ho risposto. Allora, ti sembra l'oracolo di Delfi? Non lo so. No, secondo me no, anche se c'è un episodio dei Simpson in cui si vede una bombetta nucleare che esplode. Quindi io non lo so, mi auguro di no, perché chiaramente sappiamo le conseguenze gravi, però non lo so. Che cazzo ne so io, come faccio? Secondo me no, scusate, questa la tagliamo. Vai. Altre domande? Vieni. Praticamente volevo capire una cosa. Ci troviamo Amato alla Corte Costituzionale, ci troviamo Draghi, Presidente del Consiglio, che cercava di passare Presidente della Repubblica. Praticamente il 92 è riprodotto 30 anni dopo, giusto? Tu cosa prevedi per il prossimo futuro, a parte il QFS, eccetera? Come si sbloccherà la situazione? No, allora, è assolutamente evidente che questi provino a difendersi, va bene? Quindi mettono nelle postazioni di comando gli uomini consolidati che sono stati corresponsabili di questa situazione. Però nel momento in cui passano le logiche militari e passano le logiche di destrutturazione di tutto ciò che ha determinato la globalizzazione e il quadro attuale, cioè la NATO, l'Unione Europea, eccetera. Nel momento in cui il Presidente della Corte Costituzionale conta zero, va bene? Perché nel momento in cui arrivano i trattati sul tavolo i militari arrivano i trattati militari di pace firmati dall'Italia nel 43, nel 45, l'armistizio, cosa succede? Succede che non vale niente Renzi, non vale niente il Vaticano, non vale niente nessuno, perché c'è contro l'esercito cosa fai? E non è l'esercito russo, perché io ci tengo a chiarire questo. Il grande reset ha perso e il UEF ha perso perché se Biden avesse potere avrebbe scatenato la guerra, anzi Putin non avrebbe mai fatto quello che ha fatto, perché Putin ha l'esercito numero 2 al mondo, quindi avrebbe continuato come ha continuato nel 2014 e nel 2016 a proteggere la gente del Donbass, no? A mandare magari qualche agente dei servizi segreti che quando vedeva qualche capo diciamo nazista Azov lo accoppava, cioè faceva queste azioni,
ma non faceva questa azione eclatante, non militare perché ti schiaccio l'Ucraina perché non gliene frega niente, ha fatto l'azione per dire come ti do un ceffone, no? Tu prova a immaginare che tu sei in un carcere dove c'è il RAS che ha perso potere, tu non è che gli devi andare a spezzare la gamba per prendere potere, vai là, fai col dito così, gli dai un buffetto e gli altri capiscono, cioè l'uomo di potere capisce che sta succedendo qualcosa, perché l'Ucraina è il luogo dei Dem americani. Burisma, la società del gas ucraina, era il luogo in cui Hunter Biden, il figlio di Joe Biden, è andato lì, ha detto al presidente che era ucraino, alzati, e si è seduto lui, perché il padre era è il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, avevano fatto il colpo di Stato con Victoria Nuland, Soros aveva dato tutti i soldi a tutta quella buffonata del 2014, e quindi conseguentemente in Ucraina cosa c'è? In Ucraina c'è le linee cellulari fetali, tutte le cose più strampalate, più assurde, più naziste, le hanno fatte là gli americani, i Dem. Cioè, quello che si poteva fare in California a Parenthood si faceva a California, quello che non si poteva fare, comprese anche produrre bambini ad uso e consumo di pedosatanismo. Dove si facevano queste cose? Si facevano là, e questa è una cosa che non si può dire. C'è un presidente, ma l'Italia è un'isola, spariscono pochissimi bambini in Italia, magari li consumano, però ne spariscono pochi. In Ucraina ne spariscono tanti di bambini, addirittura li producono, cioè li fanno, e sono bambini che serviranno. Allora, queste cose schifose, scabrose, come si fanno a far uscire queste cose? Cioè la gente non ci crede, ma la gente verrebbe sconvolta, perché capirebbe che nel mondo c'è la cattiveria, c'è il male, e il 90% degli occidentali è rimbambito, è convinto che il mondo sia fatto, che lo Stato sia governato da persone per bene, che poi una cosa non capisco. Parli sempre male dei politici, lo Stato è mosso dai politici, e poi tu non capisci che quel politico può essere molto più cattivo di quello che tu hai capito. Cioè, lo dovresti no, ma lui, ma figuri se fa questo. Cioè, abbiamo gente che si è vaccinata, gente che se ne è fottuta degli scioperi, delle cose. C'è gente che era abituata negli anni 70 che se qualcuno faceva una cattiveria a un collega faceva solidarietà, succedeva un casino in azienda. Cioè, la gente è stata buttata fuori da un'azienda perché non aveva la mascherina, che non serve una minchia, una beata minchia. Siamo veramente, abbiamo perso. Quello che è successo in Italia sarà scritto sui libri di storia come l'esempio di un popolo che si è avvitato su delle logiche idiote e si è completamente rincoglionito, perché questo succederà. Se vinciamo. Altre domande? Basta. Allora. Bene, signori, vi ringrazio di essere stati qui con noi. Arrivederci al prossimo 13. Grazie.